a donare il sangue e dite sì alla donazione degli organi. Caro, questo splendido bambino che noi abbiamo già conosciuto, Tommaso, questa mattina abbiamo ospite la sua meravigliosa mamma Veronica Loschi, che è la mamma di Tommaso, purtroppo con una malattia rara, atresia delle vie biliari. Grazie Veronica. Grazie a te, un abbraccio buongiorno. grande a Tommaso, ma è poco splendido? Sveglia, vi ha detto, sveglia, donate. Saluto anche Stefano Bosa, sindaco di Resana, collegato con noi. Grazie anche a lei, sindaco, Buongiorno. di essere qui questa mattina, perché anche con il sindaco faremo una cosa importante nel fine settimana per cercare di fermare queste stragi, questi morti con le moto, i motorini, le biciclette, a piedi, nelle macchine. Cioè non se ne può più. Guardate che domenica vedere questi genitori che raccolgono le firme per far capire che bisogna veramente che la politica dia una risposta. È duro da dire, sapete, sono in prima linea. Vedrete questa mamma cosa dice, cosa sente, la giustizia che non arriva, oppure la giustizia che ha un numero di costo. Cioè ognuno di noi ha un costo, sei un figlio, fratello, ma loro non vogliono soldi, vogliono giustizia. È quello che chiedono queste mamme, giustizia, mettere in sicurezza i loro figli, le loro figlie, le persone. Allora iniziamo proprio da Veronica Loschi, per capire perché è qui questa mattina, per capire anche l'importanza di parlare di malattie rare. Sono poche come ma tante, sì. E questo fa sì che delle volte qualcuno non risponda adeguatamente, però questi genitori si rimboccano le maniche e cercano da soli tramite internet. Fortunatamente avete sentito anche la tecnologia quanto è importante di aiutarsi tra di loro. Allora, com'è la situazione e perché hai deciso di mettere tuo figlio in prima linea? Cioè qualcuno dice non si possono strumentalizzare i bambini, ma tu stai facendo un bene comune, tu stai cercando di far capire invece l'importanza di capire che bisogna aiutare queste fragilità. Prego, Assolutamente Veronica. sì, mi sto battendo per la donazione di organi, di sangue, perché molto spesso, allora, ci sono tantissime malattie rare, tutte diverse, e purtroppo se non ti capita non ci pensi, è umano. Però nel momento in cui ti capita e non fai nulla per informare gli altri o per aiutare altre famiglie, allora stai sbagliando qualcosa. Non è uno strumentalizzare i bambini, perché comunque credo che sia importante che i bambini sappiano anche cosa hanno vissuto e siano in grado di raccontarlo anche agli altri. Infatti Tommaso sa tutto quello che è successo, appunto ho scritto la favola, un libricino apposta per spiegare a Tommaso in parole comprensibili. No, me lo sono dimenticata, scusate. Cara. Con parole comprensibili per i bambini, perché molto spesso anche quando va a fare degli sport e si cambiano in spogliatoio vedono la cicatrice, gli chiedono ma cos'è quella, e quindi è giusto che lui sappia cosa rispondere. E quando risponde gli altri bambini dicono ah mamma mia poverino, wow, allora sto attento quando gioco con te a non darti dei pugni o dei calci sulla pancia. E secondo me è importante perché gli insegniamo anche l'empatia così. Cioè, quindi io sono, quando Questi mi dicono... i bambini capiscono? Spiegalo, Veronica. Tutto, i bambini capiscono tutto. Non si deve parlare ai bambini perché non si deve non parlare ai bambini perché si ha paura magari di, non lo so, di agitarli, di mettergli paura. Basta parlare parole semplici che loro riescano a comprendere, e il conoscere crea meno paura, a mio avviso. Allora, io prima di dare la parola anche al sindaco Stefano Bosa, sentiamo anche lui cosa ne pensa, anche lui è una persona sensibile, perché per fare il sindaco deve avere anche una certa sensibilità, specialmente in questo momento, io non so neanche come facciano, che sono gli unici punti di riferimento che hanno i cittadini. Ma quello che veramente voglio far capire, io sabato avevo dei rappresentanti di una classe, ma eravamo collegati con la classe, con i loro insegnanti, e avevo una signora, una donna che sta combattendo una malattia anche lei rara, che è l'alopecia purtroppo, e lei è arrivata tranquillamente qua, aveva questi capelli, i ragazzi erano seduti vicino a lei, c'erano insegnanti poi collegati nella scuola. A un certo momento prende e si toglie, era la parrucca, e rimane calva.
Voi dovreste vedere i ragazzi e cosa hanno detto. Noi vogliamo conoscere. Lei deve venire nella scuola e farci capire cos'è questa cosa, perché noi dobbiamo sapere. Veramente è stato un momento drammatico, ma nello stesso tempo hai sentito che c'è questa sensibilità da parte di questi ragazzi. Cosa ne pensa il sindaco Bosa? Grazie. Voce? Allora, sì, eccomi qua. Allora, stamattina Tommaso innanzitutto mi ha ricordato che devo andare a donare sangue perché sono passati 3 mesi. Io sono un donatore regolare dell'AVI, sono quasi 100 donazioni. Tommaso però mi ha ricordato, guarda che è ora. È un bel appello quello che fa il piccolo Tommaso, perché effettivamente serve che la gente abbia la sensibilità di donare qualcosa di sé per gli altri, ecco il sangue, poi anche se la scelta sulla donazione degli organi. Sono scelte anche importanti che da fare, però che i cittadini devono valutare anche per il bene di tutti, per non essere egoisti su tutto. Infatti dico sempre, per essere donatori bisogna avere anche la sensibilità di pensare anche agli altri. Pensare anche agli altri significa fare del bene agli altri, significa donare qualcosa del proprio corpo, come può essere il sangue, che è un bene indispensabile per curare tante malattie e anche per la ricerca che viene fatto. Quindi grazie davvero per questo appello di Tommaso. Allora, Sindaco, adesso andiamo a vedere, anzi passiamo prima con Rinaldo, se no rimaniamo bloccati col centralino. Ascoltiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella. Ciao Rinaldo, e buongiorno caro. ai tuoi ospiti. Volevo tanto Tommaso è un eroe, nel senso, una te così dito da un bambino ed è una roba meravigliosa. Bravo Tommaso. E dopo volevo dire a tutti chi che può donare il sangue, che lo dona, innanzitutto un bene anche vostro, perché vi fai esami, per donare il sangue, bisogna che sia il sangue. E non con neanche ti vai a farti gli esami dopo, perché io ti fai gli esami, ti tieni idoneo a donare il sangue, è di un vantaggio anche per te che ti dà il sangue. E dopo cosa vuoi tu fartene del sangue? I vampiri non vede più, donilo a chi che ha bisogno. Non è un sforzo, è una liberazione che si ti fa, però si deve controllare anche a te, è anche il tuo vantaggio. E poi ti fa un'opera buona, e un'opera buona ogni tanto, è giusto farla, non sempre essere cattivi o odiarsi, tutte queste robe brutte che abbiamo. E la vita è un lampo, vivremo bene, cerchiamo di aiutare gli altri in quello che si può. Anche con una pagnocca, con una parola alla povera gente che ha bisogno. Non adesso che c'è Natale, tutti voi, tutti vedremo perché siamo buoni, ma la gente ha fame tutto l'anno, la gente ha i problemi tutto l'anno. Grazie Rinaldo, devo chiudere perché devo mandare tanti video, far vedere tante cose, sentire questi ospiti importanti che abbiamo, perché questi sono ospiti importanti, perché sono quelli che ci mettono la faccia tutti i giorni per migliorare la qualità della vita della comunità. Allora andiamo a vedere questo raduno che c'è stato, andiamo a vedere i vespisti per Kevin a Montebelluna domenica e dopo vi spiegherò il perché. La vita è importante, la vita soprattutto dei nostri figli è importante. Abbiamo voluto e detto di usare i giubbotti cancerifrangenti, alta visibilità, e siamo qua per fare una promozione forte, ma dico forte, per quanto riguarda il giubbotto airbag. Da 2 giorni del raduno delle Vespe a Montebelluna diventa momento di impegno sul fronte della sicurezza stradale, non solo per la dedica a Kevin, morto a 15 anni, una mattina come tante, proprio in sella alla sua Vespa, ma anche per la petizione che in poche ore raccoglie 300 sottoscrizioni. Come dico sempre io, purtroppo la vita è come un fiammifero, si accende in un secondo e si può spegnere in un attimo. Quindi quello che voglio dire io a tutti i vespisti, vorrei che nessun'altra famiglia piangesse il proprio figlio, il proprio caro per uno sventurato incidente. Questo è un momento sicuramente di festa per il Vespa Club di Montebelluna, ma credo sia anche un momento di riflessione. È bello andare in Vespa, è bello andare in moto, vi parlo da vespista,
purtroppo c'è sempre un problema enorme di sicurezza stradale. La raccolta firme per dare obbligo ai motociclisti di usare l'airbag. Queste firme poi giornata per giornata, settimana per settimana andranno raccolte dalle varie associazioni e sarà di mia premura poterle consegnare a mano direttamente alla Presidente europea, la dottoressa Ursula von der Leyen. Veramente questa petizione deve essere firmata da tutti, perché l'airbag coinvolge tutti, non è una chicca, una linea, una visibilità, è salvare le vite umane. Visto che c'è, cerchiamo che anche la politica dia una risposta. A dare una mano nella raccolta firme proprio i volontari di Mirella Tuzzato e in particolare le mamme e i papà che hanno perso un figlio sulla strada o sul luogo di lavoro. Bisogna sensibilizzare la gente e far qualcosa, perché è giusto è ora di fermare le vittime sulla strada. In qualche modo bisogna essere più responsabili e non pensare che non tocchi mai a noi. Siamo qui con la nostra associazione, siamo qui con Mattia ad urlare ancora una volta basta morti sul lavoro nella piazza di Montebelluna, la piazza della nostra città, quindi speriamo di avere un riscontro positivo. Allora guardiamo anche la locandina che ha mandato il sindaco Stefano Bosa, così ci spiegherà cosa succederà venerdì a Resana. Ecco qua la locandina, prego sindaco, e cosa vuole dire, come commentare, poi sentiremo anche Veronica, queste mamme, questi genitori, che guardate che è una cosa terribile, ecco, vedere tutti questi ragazzi e non vedere i loro figli che potrebbero essere là. Prego sindaco. Allora, partendo da quello che abbiamo detto prima, il sangue andrebbe sempre donato e non sparso sulle strade. Purtroppo quello che è successo recentemente nella nostra zona, ma un po' dappertutto, questi incidenti mortali che ci sono e che coinvolgono molti giovani sono dovuti a tante cose. Allora, eccesso di velocità, può essere la distrazione, può essere anche le strade, tantissimi fattori. Però quello che dico sempre io è che dei 3 fattori che abbiamo sulle strade, quindi le strade, i mezzi, il conducente, quindi chi guida il mezzo, noi possiamo intervenire sulle strade, anche sui mezzi, mettendo dei mezzi di sicurezza, come avete parlato prima al servizio per quanto riguarda l'airbag per i vespisti, però dobbiamo continuare a far pressione su chi guida l'auto, cioè quindi l'auto e la moto, che deve rispettare le regole, rispettare i limiti, perché cerchiamo di andare più piano, cerchiamo di stare attenti, cerchiamo di non farsi distrarre dal cellulare, da altre distrazioni, ed ecco perché noi venerdì, quindi 15 venerdì questa settimana alle 20:45 presso la nostra biblioteca Centro Culturale abbiamo organizzato una serata. È qualche anno che la organizziamo, però quest'anno ha un significato particolare, perché andiamo a ricordare, cioè è dedicata a 3 vittime, 3 giovani vittime che abbiamo avuto recentemente nelle nostre strade, e tra i quali anche Kevin Gentilin, e questo incontro di cui sarà la polizia stradale di Treviso, quindi la polizia, chi opera nelle strade, a spiegare in particolare ai giovani che regole, perché è necessario andare piano, stare attenti quando si ha una macchina, una moto tra le mani, perché si ha un mezzo che sì, si può far male e si può far male, se non addirittura purtroppo distruggere una vita, una famiglia, perché stavo pensando, venerdì ci sarà anche il funerale del 31enne che è morto scorsa settimana in via Venezia, incidente in una moto che ha preso una bicicletta. Là non c'è solo il lutto, cioè una persona che è morta, ma sono morte delle famiglie, nel senso che ti viene a mancare un figlio, purtroppo si spegne il sole e si spegne per sempre, è difficile davvero per queste famiglie recuperare, quindi cerchiamo di andare piano, cerchiamo di lanciare questi messaggi. Noi il messaggio è forte perché abbiamo messo fermiamo la strada sulle strade. Da domani di fronte al nostro municipio ci sarà un mezzo proprio per dare l'esempio, cioè chiedere ai giovani andate piano. Metteremo un'auto distrutta di fronte al municipio con la scritta proprio fermiamo la strada sulle strade. Quindi è l'appello che facciamo come comune, ma lo fanno tutti i comuni, tutti i sindaci, tutti coloro che veramente stanno pensando al bene delle nostre comunità. E a questa serata il sindaco ha invitato anche
appunto i genitori di questi ragazzi per questa raccolta firme, perciò troverete questo foglio, vedete. Io devo ringraziare anche il sindaco Stefano Bosa per aver avuto questa sensibilità nei confronti dei genitori. Perché veneti schiacciati dalla crisi? Perché siamo quelli legalmente che hanno tutte le carte in regola per raccogliere queste firme, perché guardate che non è facile neanche raccogliere le firme. Allora, siccome noi siamo seguiti anche da uno studio legale dell'avvocato Pavanetto, Luca Pavanetto, ecco, abbiamo le carte proprio per presentarci anche nei comuni, nelle strade, nelle piazze per raccogliere queste firme, perciò voi troverete questo. Poi aggiungeremo naturalmente anche da domenica i familiari vittime della strada a livello nazionale, perché anche loro da domenica inizieranno a muoversi, perché è domenica la giornata nazionale delle vittime della strada. Infatti qualcuno è anche arrabbiato e dice: ma se ognuno se la fa il proprio giorno, che senso ha decidere di farla la domenica? Però purtroppo gli impegni sono tanti, ognuno cerca di dare un contributo, però capite che qualcuno ci rimane male, perché per fare la giornata nazionale hanno impiegato anni per far capire l'importanza di questa giornata. Ecco, lo dico perché me l'hanno detto di dirlo, e anche la Pisi, che è il presidente dei familiari vittime della strada e mala sanità, che era ospite la scorsa settimana, ha detto: non è giusto, perché se è domenica dovrebbe essere domenica e basta, perché poi si crea confusione e non si riesce più a capire. Però l'importante secondo me è sensibilizzare, che giustamente però sono d'accordo anch'io che se si decide una data dovrebbe essere quella, se no fai a meno di farla, ma però purtroppo proprio per rispetto di quello che hanno lavorato perché diventi la giornata nazionale. Ecco, secondo te Veronica, anche Veronica raccoglierà le firme, perciò ringrazio anche lei come associazione, ecco, ci aiuterà, perché è una cosa che riguarda tutti, cioè non è che è una cosa che riguarda un'associazione in particolare, o un sindaco, un'amministrazione, è una cosa che riguarda tutti quanti. Allora, dopo aver sentito le parole anche del sindaco, cosa vuoi dire, Veronica? Torniamo al discorso di prima, anche del comunicare ai giovani, cioè dello spiegare bene come ci si comporta in strada. Un'educazione stradale è importantissima, soprattutto quando prendono in mano uno scooter. Sì, è importantissimo appunto sensibilizzarli, fargli capire che per strada non sono da soli, che purtroppo devono stare attenti anche agli altri. E mi rendo conto io in prima persona che, avendo sempre avuto in casa persone, amici con uno scooter, Vespa eccetera, sono molto più attenta. Quando vedo dallo specchietto uno scooter mi metto sempre un po' più in parte. Quindi sì, diciamo che sensibilizzare è il primo punto, perché prevenire è meglio che curare sicuramente. E poi anche appunto questa cosa dell'airbag secondo me salverà un sacco di vite e dobbiamo gridarlo, secondo me, proprio gridarlo. Ma come mai, Veronica, secondo te c'è questa diffidenza? Io l'ho vista anche domenica. Nel senso che si sono fatti dei passi avanti anche come donazioni, perché bisogna dirlo, sì. Però siamo ancora un po' restii, si fa fatica a capire, perché forse si conosce poco, si è informati molto poco. Io vi invito in queste trasmissioni proprio per dare la corretta informazione, perché c'è la paura, sì. Ecco, la paura di firmare, chissà dove andranno a finire le firme, la paura di donare, poi magari sono ancora vivo, mamma mia, aiuto, sì. Che paura, perché bisogna dirle queste cose, perché è quello che pensano le persone. Perciò io invito questi genitori, queste persone che invece hanno fatto del loro percorso la donazione, di spiegare l'importanza invece di capire che è importante la donazione, qualunque essa sia. Prego. Sì, appunto è sempre quello dell'informazione, perché ci sono tantissime informazioni anche in rete distorte, completamente distorte. Cioè io ho parlato con delle persone anziane della donazione di organi e una signora mi ha detto ma e se io non sono morta e mi tolgono gli organi? Faccio: signora, guardi, innanzitutto credo che legalmente non si può fare, e anche ci sono dei parametri assolutamente inflessibili per cui c'è l'esportazione degli organi. Devono esserci un tot di ore di inattività cerebrale. Ci sono tantissime componenti che più di un medico, non è la decisione di un medico,
è un consiglio di medici che decide quando è possibile l'esportazione degli organi dal donatore. Cioè, dobbiamo fare attenzione a quello che sentiamo e a quello che diciamo, perché come anche la donazione del midollo osseo, cioè tutti pensano, no, è pericolosissimo e dopo posso rimanere, come si può dire, tetraplegico. Faccio, no, è un prelievo del sangue. Quindi c'è tanta rimasti ancora quando sì, il prelievo del midollo era un'altra cosa. È proprio il nome che richiama e quindi c'è bisogno veramente di tanta informazione. Anche con i banchetti di sensibilizzazione che facciamo con l'Avis, tanti non hanno idea di cosa sia l'Avis, quindi passano avanti e facciamo, vorreste essere dei donatori? No, io no. No, gli dicono, guardi, non le prelevo niente dal conto in banca, gli dico. Quindi... Cioè, perché... È mica facile neppure approcciarsi, no. sapete, perché guardate che c'è una diffidenza, perché questo è il messaggio: non fermare, non fidarti, non lasciarti ingannare, e poi vediamo invece chi riesce proprio a ingannare, cosa riescono a fare. Ecco, la maestria dell'ingannare, che queste persone non ce l'hanno. Cosa dice il sindaco Bosa? Forse informare di più anche tramite i servizi sociali, ecco, questo ruolo importante del servizio sociale che a mio avviso andrebbe modificato, perché io non devo essere fortunata ad avere quel servizio sociale, quel sindaco, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è l'informazione. Purtroppo per costi, per numeri, ad esempio trovo assurdo che i servizi sociali chiudano il venerdì alle 13:30 e fino a lunedì, se non hai la sensibilità di qualche assessore o del sindaco non vai da nessuna parte. Molti telefoni, ma tutti i lunedì, quasi tutti, pochi che rispondono il fine settimana. Cosa pensa il sindaco Bosa? Anche qua dovremmo fare dei passi in avanti, coinvolgere di più magari il volontariato, perché siamo ancora molto divisi, non ci conosciamo tra di noi, siamo in tanti ma non ci conosciamo. Prego. Allora, signora sfonda una porta aperta, nel senso che io sono stato 10 anni presidente dell'Avis del mio paese, quindi so cosa significa fare banchetti, chiedere ai giovani in particolare di fare donazioni di sangue, però c'è ancora diffidenza. Effettivamente, come dicevo prima, abbiamo ancora questa mentalità un po' chiusa, cioè pensiamo a noi stessi, non pensiamo agli altri, sia nella vita terrena che dopo, perché effettivamente, quello dico io, la buona abitudine di pensare anche agli altri è quello che dire quando possiamo, siamo in buona salute, perché non donare il sangue, visto che non ci crea nessun problema, anzi come diceva l'ascoltatore prima, ci può essere utile anche per le analisi che vengono fatte gratuitamente del proprio sangue. Quindi c'è solo questi timori da parte della gente, chissà cosa pensano. Bisogna continuare sulla formazione, sull'educazione, promuoverla nelle scuole. Viene fatto tante cose, perché effettivamente vengono fatte tante opere di sensibilizzazione. Serve però secondo me ancora una cultura diversa, una cultura che sia meno egoistica e più che pensi agli altri, anche quindi il donare il sangue è importante. Anche le istituzioni lo fanno, perché vedo molti comuni hanno un rapporto diretto con le associazioni, parlo dell'Avis o anche dell'AIDO, in cui si parla della donazione, si parla dell'importanza di queste donazioni. Bisogna quasi, non dico imporlo, ma effettivamente i numeri dei donatori di sangue rispetto ai potenziali donatori sono molto bassi. Io avevo fatto una percentuale, mi ricordo anni fa, che i potenziali donatori, cioè i donatori rispetto ai potenziali siamo meno del 5%, forse il 3%, quindi serve probabilmente qualcuno che faccia un passo in avanti anche sulla mentalità. Quindi ripeto, meno pensare a se stesso e pensare anche agli altri, quello che dovremmo fare un po' tutti. Allora andiamo a vedere anche un altro ricordo importante che è stato fatto ieri di questa ragazza stupenda, bellissima, buonissima, sensibilmente, Giulia Cecchettin, questo papà che anche lui si è rimboccato le maniche. Pensate cosa riescono a fare questi genitori. Ha creato una fondazione per cercare di aiutare altre realtà, questi femminicidi che devono cessare. Io non so cosa sta succedendo, ma sono numeri veramente impressionanti. Cioè il femminicidio non ha età, uccide il quindicenne, il settantenne, è una cosa veramente incredibile. E soprattutto questa donna che non riesce a difendersi, questa donna che ancora adesso non riesce a difendersi,
perché è con le spalle al muro, perché non è protetta abbastanza. Questa è la verità. Andiamo a sentire questo ricordo di Giulia Cecchettin. Prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. Dal silenzio al rumore nel ricordo di Giulia, perché Giulia è diventata presenza dolce e silenziosa, ma allo stesso tempo con la sua morte ha scosso le coscienze. È l'omaggio dell'Università di Padova e del Dipartimento di Ingegneria per la studentessa 22enne ad un anno dal suo assassinio per mano di Filippo Turetta, suo ex fidanzato e compagno di università. Commosso dalla presenza di centinaia di studentesse e studenti, Gino Cecchettin ha ricordato tutte le vittime di violenza. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore. E Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Dalla panchina rossa nel cortile alla prossima inaugurazione di un'aula studio dedicata a Giulia, tanti simboli per attirare l'attenzione, ma in quest'ultimo anno l'università ha cercato di agire con formazione contro la violenza di genere e il progetto Unire con sportelli antiviolenza. Noi dobbiamo partire da lì, dai comportamenti, dai linguaggi, quello che a volte sembra una battuta o un'azione innocua magari può nascondere delle situazioni difficili poi che evolvono. E l'altra cosa che io penso sia importante è che tutti noi dobbiamo fare un forte esame di coscienza. Impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte, in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco, in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Ma Giulia in questo 11 novembre era nei volti delle ragazze e dei ragazzi che hanno scosso chiavi e sonagli, il rumore della consapevolezza raggiunta dopo il suo sacrificio. Non possiamo dimenticare Giulia, perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza nel riconoscere l'altro nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Giulia è diventato un simbolo di una lotta che viene portata avanti da tanti anni, ma che forse finalmente se ne sta dando la giusta attenzione. Dobbiamo più lasciar passare commenti inopportuni, catcalling e quant'altro, ma far notare queste cose. Deve essere affrontato da chiunque a prescindere dal genere, anzi percorsi di decostruzione, e quindi percorsi che fanno in modo che gli individui si rendano conto magari anche da che strutture culturali e sociali sono in qualche modo spinti a comportarsi in un modo oppure in un altro, devono portarli avanti soprattutto anche gli uomini. Il liceo classico Tito Livio, dove la 22enne si era diplomata, invece ha scelto il silenzio con un messaggio scritto dal preside nel sito, una decisione che non ha riscosso il favore degli studenti. Allora Veronica si è emozionata perché noi donne, quando vediamo queste immagini, sono messaggi molto forti per noi, sono messaggi che ci distruggono perché veramente non riusciamo a capire il tuo marito, il tuo compagno, tuo figlio a volte, che compiono questi atti contro di te, che non riesci neppure a difenderti. Io sono convinta, come mi spiegava quella donna che purtroppo è stata vittima di femminicidio, sei su una bolla, Mirella, non riesci a difenderti, non riesci neppure a muoverti, sei dentro questa bolla e sei completamente inerme. Sentiamo Livio da Padova, poi andiamo da Veronica perché è emozionata e la lasciamo respirare. Vai Livio! Mirella, ciao. Io penso che il padre di Giulia Cecchettin deve essere un santo non so se abbia perdonato anche il suo uccisore. Io non riesco a capire, deve essere proprio un santo per aver perdonato, diciamo in certo qual modo, questo orribile delitto
Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie. Grazie a te Livio, allora sentiamo Veronica, ce la fai a commentare? No, ci mancherebbe, no, è normale, cioè io penso che l'emozione vada anche vista e sentita a volte, perché se non riusciamo neppure a emozionarci allora siamo proprio finiti, direi. Prego Veronica. Come mamma di un maschio mi sensibilizza molto, perché sto già lavorando con Tommaso su siamo tutti uguali, non c'è il forte, non c'è il debole, perché si deve iniziare dalle basi, assolutamente, cioè deve capire che deve portare il rispetto per tutti, che l'amore non è obbligatorio, se non sei corrisposto passi avanti, il no esiste, infatti ogni tanto mi dice mamma, mi fa proprio che te rompi, mamma mia, quanto rompi mamma, e io continuo, le faccio no Tommaso, devi imparare che no vuol dire no, che se una persona ti dice no, per quanto ti possa fare stare male, è no, punto. Ascolta Veronica, io dico sempre che questi bambini fin da piccoli chiedono perché. Perché sono curiosi. Allora già là tu dovresti capire perché vanno spiegati, il perché sì e il perché no. Io vedo che i genitori che spiegano queste cose, il bambino cresce in maniera diversa. Il bambino sa perché è sì e se è no, perché è no. Perché non rispondere ai perché fin da piccoli. Ti ho detto di no e basta. Perché il no? Spiega perché mi dici di no. Perché non hai tempo, perché hai la mente da un'altra parte, perché il no impegna molto più del sì. Spiegare il no è difficile, spiegare il sì è molto più facile perché dai qualcosa e hai risolto il problema. È proprio così difficile rispondere a questi perché dei bambini fin da piccoli. Cioè siamo presi in un ingranaggio anche noi donne, noi mamme, questa figura femminile che forse è quella che lavora di più col figlio, perché è questa la verità, basta vedere fuori dalle scuole, se o i nonni o le mamme, papà pochi ancora, prego, no, ce ne sono. Ce ne sono, insomma, sì. Prego Veronica. Diciamo che io in prima persona, quando gli spiego il perché no, faccio anche un po' fatica a spiegarglielo magari. Però è importante capire queste cose e anche quando lui mi dice no, gli chiedo perché no, spiegami dov'è il tuo disagio. Anche quando si arrabbia, gli dico è giusto che tu ti arrabbi, però fermati, pensa perché sei arrabbiato con me o per qualcosa che è successo. Cioè, un attimo cercare Ma tu hai un dialogo con tuo figlio? Sì, ma certe volte perdo la pazienza. È normale, no? Ragazzi, è un'età impegnativa. Però, ad esempio, lui non piace molto la scuola. E ho detto, però ci devi andare, Tommaso, e perché? E quindi gli ho spiegato perché deve andare a scuola. E allora un po' gli comincia ad andare giù. Però tante volte, come genitori, secondo me, come dicevo anche prima, abbiamo un po' paura di spiegare certe cose, anche quando magari sento anche tante mamme no, io non guardo il telegiornale con mio figlio perché ci sono cose pesanti. Sì, è giusto perché in qualche modo lo vuoi tutelare tuo figlio perché il mondo purtroppo non è sempre bello, abbiamo visto, però tante volte è anche motivo di discussione. Quindi quando vedono, ad esempio quando c'è stato l'omicidio di Giulia, io ero a tavola con Tommaso e lui mi ha detto ma mamma cosa è successo? Ho detto Tommaso, un ragazzo non ha capito che era no, o non ha voluto capire che a quella ragazza a lui non piaceva più e lui si è arrabbiato. E mi fa, ma perché si è arrabbiato? Se non ti vuole vai via. Faccio, bravo, lui non ha avuto la forza, vuoi per magari educazione, perché poi in famiglia non sappiamo cosa possa succedere, vuoi per educazione, vuoi perché proprio non è in grado di gestire quell'emozione. E ho detto Tommaso, vedi, purtroppo succedono anche queste cose. Per quello la mamma ti continua a dire, quando una persona ti dice lasciami stare, devi lasciarla stare, le chiedi magari perché, ne parlate piuttosto. Ma devi accettare. Devi accettare i sentimenti degli altri. Allora sentiamo anche al sindaco, perché devo essere un bravo cittadino, sindaco, se poi le risposte sono quelle che mi arrivano? Perché sempre doveri? I miei diritti quali sono? Difficile rispondere a queste domande perché siete voi gli interlocutori, siete voi che tutte le mattine quando uscite di casa dite adesso chi mi ferma?
Quando arriverò in ufficio, a che ora? Perché funziona così, specialmente nei paesi, perché questi sindaci seminano, se sono bravi vengono rieletti, perché Mirella, le persone premiano. Prego, sindaco Bosa. Infatti, pensavo prima, facevo un paragone, il discorso del no. Il no è difficile da dire, è pesante da dire un no, però bisogna dirlo, bisogna anche spiegare ai nostri figli, ai nostri cittadini per quanto mi riguarda, anche ai nostri figli, che il no può esserci un no, quindi l'educazione che parte dalla famiglia, poi dobbiamo insistere con le scuole, quindi anche ci siano dei percorsi dedicati a questi temi nelle scuole. Dopo, cosa sta succedendo in questi anni? Che i genitori hanno sempre meno tempo per seguire i propri figli, quindi c'è sempre meno possibilità per educarli, molte volte vengono scaricati ai nonni o comunque a qualche persona che li può seguire, il genitore, papà, mamma, magari fa fatica a seguire i propri figli, quindi dobbiamo dedicarci del tempo, bisogna sapere spiegare ai figli che molte volte la vita non sempre è tutto un sì, è tutto bello, ogni tanto c'è qualche no da dire, da fare, da ricevere, e quindi questo è tutto un fattore educativo secondo me, quindi sta a noi genitori insistere su questo, a continuare ad essere presenti per i nostri figli, per cercare di educare che siano cittadini attivi e positivi per il loro futuro. Allora, prima di andare in pubblicità sentiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Buongiorno a tutti, ciao Mirella. Senti, io sono interessata nel senso che in questi giorni che è l'anniversario della morte della ragazza, c'è una cassa di risonanza che non trovo giusto, nel senso la fine che ha fatto non doveva essere così, perché deve aver sofferto molto, ma però quello che mi dà maggiormente fastidio in un certo senso che suo padre si esponga, perché la fondazione ci può essere, suo padre si esponga, mi sembra che si esponga troppo, nel senso che capisco che la famiglia è stata, perché sua mamma della Giulia e degli altri era morta da poco, perciò insomma il dolore di un padre verso la moglie e verso la figlia è anche logico che ci sia, ma quello che dico nessuno ha pensato ai genitori del ragazzo, nonostante abbia combinato come sono e come si sono sentiti e come saranno, perché anche questo è un discorso da fare, perché soffrono tutti, ma loro soffrono ugualmente per vedersi un figlio in quelle condizioni. Cosa volete? Grazie Adriana, sei stata molto chiara, poi risponderemo. Adesso devo dire assolutamente sì alla pubblicità. Allora siamo con Veronica Loschi, mamma di Tommaso, malattia rara, atresia delle vie biliari, assieme al sindaco di Resana Stefano Bosa stiamo commentando questi fatti terribili che succedono tutti i giorni, ma soprattutto anche queste telefonate che abbiamo sentito anche questa mattina, che bisogna anche distinguere quello che è il bene e quello che è il male e quella che è la sensibilità che tu hai nei confronti delle persone. Ecco, qui dobbiamo iniziare a parlare di persone, non dividere tra uomini e donne, maschi, femmine, bambini, bambine, perché sennò non andiamo avanti. Dobbiamo iniziare a parlare di persone. Cosa ne pensi, Veronica? Assolutamente sì. E tornando alla telefonata di prima, io credo che sia ancora più... che dimostri ancora più sensibilità al papà di Giulia, perché lui non parla mai di chi le ha portato via la figlia, perché ha la sensibilità di pensare ad un'altra famiglia distrutta, perché comunque c'è un'altra famiglia distrutta, e per me anche solo questo proprio è esemplare, perché penso che in un momento così tu abbia anche rabbia verso quella persona. E il fatto di non parlarne, secondo me, è veramente rispettosissimo verso i genitori di chi le ha portato via la figlia.
veramente. Sentiamo anche il sindaco Stefano Bosa come commenta. Ecco, voi come ripetiamo, poi vedremo anche, abbiamo visto, anche sentito anche ieri sul telegiornale il sindaco di Vigonovo, il sindaco Martello, che è venuto anche ospite. È un dramma anche per i sindaci, perché poi veramente c'è questa aggressività anche di qualcuno che non riesce a capire che un minuto di silenzio non farebbe male a nessuno, e pensare un po' ai fatti tuoi più che a quelli degli altri non sarebbe male, forse pensare più alle donazioni, aiutare la comunità, invece di fare delle critiche assurde che fanno anche male poi a volte. Cosa ne pensa, sindaco? Com'è la situazione? Beh, penso che il papà di Giulia sta facendo una gran cosa, nel senso che sta pensando a quelli che purtroppo potrebbero essere altri casi, quindi purtroppo non può più farlo per sua figlia, lo sta facendo per altri. È una battaglia che sta portando avanti, giustamente, è un'opera di sensibilizzazione, è una testimonianza importante. Speriamo possa servire qualcosa, perché speriamo che altri casi come quelli di Giulia Cicchettini non debbano più accadere, e quindi ok, può essere criticato perché sì, si è esposto, ma se non si esponeva chi avrebbe portato avanti questa battaglia? Quindi lui ci mette la faccia, ci mette tutta la sua vita a questo punto per, nel ricordo della figlia, sperare che ci siano altri casi simili. Sta portando avanti una lotta che tutti dovremmo portare avanti, quindi io lo ammiro davvero, perché ha un coraggio eccezionale, e poi lo fa anche con una dignità importante anche verso la famiglia di chi è stata che ha ucciso sua figlia alla fine. Il ruolo dei servizi sociali, sindaco, ecco, come vede questo numero esiguo che avete rispetto alle domande di aiuto che ci sono, questa solitudine che veramente fa rabbrividire, che coinvolge tutta la popolazione, non solo giovani ma anche diversamente giovani, e voi non riuscite a dare le risposte che dovrebbero esserci. Delle volte io ho dei sindaci che mi dicono: ma sai, nel paese è diverso che non nella grande città, ci conosciamo tutti. Poi gli dico: guardi sindaco, che ha chiamato quel signore del suo paese, sarebbe meglio che lo sentisse, perché l'ha chiamato in diretta, lei conosce forse la verità, è meglio che lo ascolti, perché io chiamo sempre i sindaci per non sbagliare, devo dire la verità, che si informano subito. Però anche nei paesi delle volte non è così semplice conoscere tutti. Cosa dice il sindaco Bosa? Beh, effettivamente abbiamo numeri esigui di servizi sociali, nel senso che abbiamo, quelle sono risorse che possiamo dedicare, quindi abbiamo un assistente sociale che può seguire, non è che può seguire tutti i cittadini. Effettivamente rispetto a grandi città magari ci conosciamo, quindi c'è un rapporto tra famiglie di comunità già diverso rispetto alla città. Servirebbero più risorse, quindi avere più assistenti sociali, più servizi sociali, più risposte ai cittadini. Noi nel nostro piccolo abbiamo già fatto un percorso assieme ad altri comuni, che sono qua i 4 comuni del Marche Occidentale, abbiamo messo insieme i servizi sociali proprio per cercare di creare un'economia tra i servizi, avere più risposte, quindi nel momento in cui è chiuso il nostro comune magari può essere aperto il comune limitrofo. C'è in corso anche una rivoluzione qua nel Veneto che riguarda gli ambiti sociali, quindi il sociale che prima era gestito direttamente dal comune in prospettiva sarà gestito dalla, quella che ad esempio nel nostro caso era l'ex US8, quindi il distretto sanitario, il distretto sarà un distretto sociale, quindi sarà più comuni assieme per quanto riguarda le politiche sociali. Questo porterà ad avere probabilmente sì qualche risorsa in più, però 2 c'è il rischio che perdiamo il diretto contatto con i cittadini, quindi il problema che magari adesso ce l'hanno nelle grosse città potrebbe essere che per i piccoli comuni, quindi vediamo, ci stiamo ragionando, ci stiamo parlando in questi mesi, in questi anni, entro il 2026 dovrebbe partire questa riforma degli ambiti sociali, vedremo come andrà, l'importante è dare delle risposte ai cittadini che in difficoltà, soprattutto quelli che hanno più difficoltà, hanno bisogno del nostro aiuto. Non le sembra, sindaco, che si dovrebbe coinvolgere di più il mondo del volontariato, che è regolarmente iscritto anche in regione, e sapere chi fa cosa? Perché delle volte io ho avuto anche dei medici di famiglia che hanno detto: Mirella, noi non abbiamo, come ha detto lei, perché gliel'avevo chiesto,
nessun elenco di associazioni di volontariato che possono aiutare i nostri pazienti in difficoltà. Pensi, ha detto che l'altro giorno ho dovuto chiamare proprio il primario perché era stato dimesso questa persona, un anziano solo a casa che non riusciva neppure a muoversi e io non sapevo come fare. Ho detto guarda che te lo riporto e giustamente il primario ha detto no, guarda che non lo devi riportare da me, assolutamente no. E poi mi hanno messo un'associazione che ha detto ma noi il sabato e la domenica finiamo il venerdì, non ci siamo. E allora perché si siede a questo tavolo? Cioè io non ho bisogno di questa associazione, ho bisogno di un'associazione che ci sia anche il sabato e la domenica. Capisce che forse anche qua bisognerebbe fare un po' di chiarezza, sindaco? Voi siete importanti perché voi avete il numero dei cittadini, avete fatto anche l'unione dei comuni come avete detto, forse capire anche chi fa cosa per aiutare non sarebbe male, perché abbiamo sempre il re, la regina e i principini, tutto il resto è noia, compresi anche quando danno i premi, non si riesce a capire perché i volontari non rese mai e ce ne sono di tantissimi e bravissimi, sempre VIP che dei premi che ne gaccia panna montagna, però il VIP il VIP è premiare un VIP, ragazzi, avuto meta a premiare un volontario che si è fatto un mazzo così da una vita e si diventa diversamente giovane aiutandogli no, bisogna premiare il VIP, con tutto il rispetto che ho poi il VIP anche no, diria, ma non importa. Cosa si dice, sindaco Bosa? Beh, ho capito intanto che c'è stata una premiazione recentemente a Treviso, no? Ma non solo a Treviso, ma io parlo proprio a livello anche nazionale, delle volte veramente vediamo delle cose assurde nel vero senso della parola, perché quello che ha fatto andare avanti l'Italia, quando l'Italia era ferma anche col Covid, è stato il mondo del volontariato, se qualcuno se lo dimentica, che rischiando la vita si andava a casa a portare la borsa della spesa e aiutare le persone. No, qualcuno se l'è dimenticato questo, io lo ricordo, sindaco. Lo ricordo, il mondo del volontariato si è mosso anche nell'emergenza. Prego, sindaco. Beh, assolutamente sì. Allora, il volontariato del terzo settore è fondamentale, soprattutto per i nostri comuni. Cioè, noi abbiamo, ripeto, risorse limitate, persone che lavorano, dipendenti comunali limitati, abbiamo 20 unità, noi abbiamo 100, 150. Il sabato e la domenica effettivamente gli uffici sono chiusi, chi risponde? Il sindaco, gli assessori e quei pochi volontari che riusciamo a raggruppare, quindi sì, andrebbe forse fatta un accordo, diciamo un piano di intervento per quanto riguarda l'associazione di volontariato, magari sì, sono tante, effettivamente sono tante, magari andrebbero regolamentate tra di loro chi fa cosa. Soprattutto immagino nei grandi comuni, da noi magari è più semplice perché, ripeto, ci si conosce, si sa cosa si fa, magari nelle città in cui ci sono difficoltà superiori, ecco che andrebbe fatto sì, proprio un tavolo di concertazione anche con il terzo settore, quindi enti pubblici e terzo settore si decide chi però fa vede, cosa. sindaco, io non sono d'accordo su quello che dice lei, basta vedere le truffe che vengono fatte ai diversamente giovani, sono nelle campagne quasi sempre case isolate dove queste persone, pur di vedere qualcuno, gli sa tutto verto. Io lo so perché mi telefono in diretta, sai Mirella, se non chiamo te non parlo con nessuno, fra poco non avrò neppure la voce. Capisce che forse, sindaco, se voi aveste anche, come si faceva una volta il censimento, faceva il censimento delle case, che casa hai, quanti metri quadri, com'è composta, chi è la famiglia, forse sapere anche chi veramente c'è nel mio territorio, andarli a trovare con il mondo del volontariato, perché è inutile che avevamo i pulmini, sindaco, io siamo parcheggiai perché non sapevamo dove andare, perché non avevamo i nomi e i cognomi, perché c'è la privacy, perché i servizi sociali non te li danno, perché deve essere un familiare che autorizza, perché dove vogliono mettono la privacy, dove che la serve, e dove invece che serve la toglie, perché in Italia funziona così. Capisce che forse potremmo aiutare queste persone che si fidano, fanno entrare le persone perché si fidano. Ecco, per fortuna Livio, che ha chiamato prima, l'ha detto in diretta, stava andando dal tabacchino a pagare questa telefonata che aveva ricevuto dalla figlia perché aveva perso il cellulare e papà aiutami ed era una truffa. Per fortuna che il tabacchino si è accorto, ha detto guarda Livio che non devi assolutamente pagare sta roba, guarda che questa è una truffa, ed è stato fortunato Livio perché ha trovato questa persona sensibile che ha capito che quello che stava facendo Livio, perché l'ha detto in diretta, per quello mi permetto di dirlo, ecco, l'ha salvato da una truffa.
Ma può funzionare così, sì. Ma cosa dovete fare voi per farvi capire che siete in tanti e dovete essere ascoltati anche dai vostri parlamentari, dai parlamentari che abbiamo a Roma? Perché sono stati eletti anche qua nel territorio, cioè non che sia solo il Ponte de Messina, a Quarta Corsia, il Prosecco, cioè che sia anche altre realtà, mi sembra, o sbaglio, Sindaco? Sì, il problema delle truffe è un problema importante. Dopo, in merito al discorso che facevi sulle persone isolate, effettivamente anche nei paesi così di campagna, quello che sta succedendo è anche questo, e lo sto notando anche dai dati che abbiamo fatto, che noi un piccolo censimento interno, chiamiamo così, ci sono persone che rimangono sole, o comunque nuclei familiari ormai non dico mononucleari ma quasi, in queste case fuori dai centri abitati, che mentre qualche anno fa c'era un aumento della popolazione nei fuori dei centri abitati, adesso capita l'inverso, cioè la gente si sta spostando nei centri. Lo vedo per il nostro comune, che ad esempio fino a qualche anno fa era un comune che cresceva mentre diminuiva al centro di Castelfranco, che è il comune più grosso che abbiamo vicino. Adesso l'operazione è l'inverso, cioè sta crescendo Castelfranco, stanno calando poi i comuni limitrofi. Ecco quindi cosa succede? Rimangono anche dei cittadini un po' isolati, e questa sarà una tendenza da osservare, da verificare nei prossimi anni, perché effettivamente rimangono abitazioni sfitte o comunque vuote, o con persone anche da sole, che quindi hanno il rischio che dicevi prima, quindi vengono malintenzionati che sfruttano magari la persona che è da sola, sfruttano il suo momento di debolezza e possono cercare di truffare, cosa che bisognerà effettivamente stare molto attenti nei prossimi anni. Allora io ormai devo lasciarvi perché siamo in chiusura, però vorrei lasciare con questo video di Tommaso, che è la storia di Tommaso. Abbiamo visto questo bambino all'inizio che incoraggia alla donazione, avete visto cosa riesce a fare la ricerca, la scienza e anche la tecnologia per dare la possibilità a questi bambini di vivere, ecco, e ai genitori di sopravvivere alle malattie. Non è mica facile fare questi percorsi e metterci la faccia, qualcuno anche critica poi perché, ecco, vorrei veramente a queste persone che capissero invece che lo stanno facendo per un bene comune, perché può capitare a tutti, a chiunque, e perciò dovete rispettare invece queste persone che hanno deciso di fare questo per voi. Allora io saluto il sindaco Stefano Bosa, grazie per l'invito di venerdì, ci saremo, sindaco. Grazie, sì, vi aspetto tutti quanti, grazie. Grazie a Veronica Loschi, andate a firmare anche a Resana, mi raccomando, questo foglio importante, e ci lasciamo con questo video che è la storia di Tommaso Loschi. Tommaso nasce per la gioia di tutti il 28 novembre 2016, nonostante una diagnosi di infertilità e un taglio cesareo d'urgenza con conseguente trasfusione di sangue per me. La gioia è inimmaginabile, ma si spegne dopo solo i 5 giorni dalla sua nascita. Tommaso ha la pelle gialla e le sue feci sono chiare, troppo chiare per un neonato. I dottori della patologia neonatale di Treviso capiscono subito la possibile patologia e rimaniamo ricoverati lì per un mese per escludere tutte le possibili altre malattie. Il 21 dicembre Tommaso viene dimesso con la speranza che una biopsia all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo neghi l'evidenza di una malattia rara. Purtroppo l'esito della biopsia parla chiaro. Tommaso è affetto dall'atresia delle vie biliari, una patologia rara che colpisce solo un bambino su 100.000. L'atresia delle vie biliari comporta la mancanza o il mancato sviluppo dei dotti biliari, sia all'esterno che all'interno, portando il corpo all'epatite. A 51 giorni di vita, Tommaso subisce il suo primo intervento chirurgico, chiamato di Kasai, il cui obiettivo è di far fuoriuscire la bile dal fegato. Non sempre funziona e se va a buon fine non si sa per quanto tempo. Dopo 6 ore di operazione e 2 sacche di zero negativo, dopo 28 giorni di ricovero, finalmente torniamo a casa. Tommaso comincia a vivere la sua infanzia, scandita però dalle 10 sveglie che ci ricordano di assumere i farmaci.
Per 4 mesi abbiamo vissuto una vita tranquilla, fino a quando Tommaso non iniziò ad avere prurito in tutto il corpo, tanto da provocarsi vere e proprie ferite sul viso e nel resto del corpo. Tentammo di tamponare la sua smania con un farmaco in più e con i calzini alle piccole manine. Passarono un altro paio di mesi e la pelle di Tommaso tornò ad essere gialla e iniziò a rigurgitare il latte speciale che beveva, perdendo inesorabilmente peso. Nell'aprile del 2018 Tommaso viene immediatamente inserito nella lista nazionale di trapianti. L'ansia torna a farci compagnia, la chiamata può arrivare in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora e ci ritroviamo ad avere il telefono come il prolungamento di un'altra mano. Finalmente il 5 luglio 2018 alle 21:15 il telefono squilla, è il centro trapianti. Partiamo di nuovo con il cuore pieno di speranza in ambulanza e arriviamo a Bergamo. Dopo 10 ore di intervento e ben 6 sacche di zero negativo, il fegato di Tommaso è perfetto e pronto a vivere in lui. Viene subito trasferito nel reparto di terapia intensiva, attaccato a pompe, macchinari con un'infinità di tubicini in un letto molto più grande di lui. Abbiamo passato un mese ricoverati, avvolti dalle attenzioni e dalle cure di tutto il personale medico e dei volontari, in quella che per noi ancora oggi, a distanza di anni, chiamiamo casa. Grazie a un donatore di fegato e a tutti i donatori di sangue non è rinato solo Tommaso quel giorno, ma tutta la nostra famiglia. Tommaso ha ricevuto in dono una seconda possibilità di vita e io userò la mia per sensibilizzare le persone a salvarne altre. Non potrò mai ringraziare abbastanza voi donatori per quello che avete fatto per noi. E se Tommaso è qui, lo dobbiamo solo e unicamente a voi. Ciao Mirella, ciao Veneti, anzi sveglia Veneti, andate a donare il sangue e dite sì alla donazione degli organi. Con l'ingegner Scarpa Romeo, Comitato Viabilità Treviso Nord, vicepresidente Italia Nostra, associazione ambientalista è qui con noi per spiegare anche l'importanza di questi ambientalisti. Voi sapete che io li difendo sempre e comunque, perché io li conosco, sono persone preparatissime, che danno i numeri reali, che sanno quello che dicono. Poi qualcuno può essere contrario, ma non è vero, però è giusto ascoltare tutti e poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni e decidere chi ha ragione e chi ha torto. Però bisogna ascoltare, non sentire, ascoltare, che è diverso. E saluto anche Gianpietro Dalben, Presidente Energia e Sorisi. Grazie Presidente, anche a lei. È un pezzo che allora ci vediamo, un altro sanguigno come Mirella. Il Presidente Dalben poi ci racconterà questo mondo del volontariato, come funziona, perché siamo in tanti ma così divisi, ognuno col proprio campanile, quello più alto, quello più politico, quello con le risorse più grandi, ma alla fine poi troviamo gli anziani morti in casa perché nessuno sa dove sono, chi sono, e questo fa molto male nel 2024, visto i numeri che abbiamo di associazioni di volontariato. Ma da quando è entrata la politica, anche questo mondo meraviglioso non è più quello, perché noi dobbiamo girare con il commercialista, con gli avvocati, se dobbiamo rimanere in piedi, pagare, ecco, e poi ai tavoli di concertazione naturalmente si siedono quelli politicamente più forti, tutto il resto è noia, invece sono quelli che hanno dato da una vita. Ma detto questo, sentiamo cosa ci racconta l'ingegner Romeo Scarpa di questo comitato, poi vedremo anche questo quarto lotto, cosa sta succedendo con questa passionaria che noi conosciamo, la Rosada, ecco, che è Marilena Rosada, che me la saluti tanto, perché è anche una persona che tengo molto, che nonostante anche tanti problemi è sempre in prima linea, è una roccia. Prego ingegnere, cosa ci racconta? Allora, noi ci siamo mobilitati sulla questione del quarto lotto perché praticamente riteniamo che sia uno spreco di risorse. Allora, è un progetto molto vecchio, è un progetto che porta, diciamo, a fare 3 chilometri di collegamento tra la Castellana, il supermercato Cadoro e il supermercato Lando, così la gente si orienta.
Attraversa dei campi, attraversa proprio una zona di campagna che è molto bella, dove ci sono delle aziende che fanno biologico, che coltivano kiwi, una comunità, quella di Sant'Anna di Monigo, che è ancora una comunità, diciamo, sana, cioè dove hanno fatto una festa del ringraziamento con 150 persone, cioè è gente viva. E allora il tema è che si ha il problema traffico che esiste, cioè nessuno può negare che si risponde sempre facendo più strade. Nessuno mai che dica che bisogna fare meno auto, perché voglio dire la soluzione di solito quando uno ha il colesterolo alto e va dal medico gli dice di mettersi a dieta, cioè, quindi cava e salsicce, togli le auto, e invece da noi è sempre più strade. Le strade in più storicamente non hanno mai portato a una risoluzione del problema, perché una strada tendenzialmente porta più traffico, perché non è come con l'idraulica, con un tubo che tu aggiungi un tubo e l'acqua va da quella parte. Il traffico dipende da dove vogliamo andare, a che ora, siccome ci muoviamo tutti nello stesso momento, tutti in auto e tutti da soli in auto di solito, e tutti in fretta, con molta fretta. E tutti in fretta, arriviamo che siamo tutti fermi e che guardiamo il telefonino e sbattiamo e facciamo i tamponamenti. Allora, la questione che io pongo alla politica, perché questo tema non è di oggi, è di 20-25 anni fa, è di dire: possibile che non sia possibile organizzare, pensare un trasporto pubblico, ma cominciamo per gli anziani a farlo gratuito, cambiamo le rotte di questi mezzi, facciamoli girare più frequentemente. Sono spese, mi rispondono, non ci stiamo in piedi. Voglio dire, facciamo pagare chi entra in auto in centro, troviamo delle risorse in altro modo, ma bisogna in qualche maniera riuscire a dare delle alternative, perché se tu non dai delle alternative, tutti si muoveranno sempre in macchina, tutti saranno in coda, faremo nuove strade e perderemo il territorio, perché un'altra cosa che io vi invito anche gli ascoltatori ad andare a vedere, Via Casette è una stradina di campagna dove ci sono i fossi, i filari, gente che lavora, cioè sono posti che se li perdiamo li abbiamo persi per sempre. Siccome lì faranno un sottopasso, che passano anche sopra un capitello di una Madonnetta che c'è e che un nostro socio, Ennio Tiveron, faceva tutto il giro dei capitelli, perdiamo anche le nostre tradizioni, quindi per assurdo arriviamo che per andare verso una velocità di spostamento da un ingorgo all'altro, perché poi se voi guardate mediamente la velocità con cui ci muoviamo in auto sarà di 18-20 km, solo che ci muoviamo schizofrenicamente, facciamo dei tratti a 70-80 all'ora e dopo se fermiamo per 10 minuti. Allora forse sarebbe il caso di trovare sistemi diversi. Ci sono troppe strade, troppo intasate, perché tutti siamo allo stesso momento che corriamo in macchina, da soli. Questo è quello che io sostengo da sempre. E qui, voglio dire, è la politica a livello alto, dall'alto al basso. Io non dico che l'amministrazione di Treviso possa avere la bacchetta magica, però non perseveriamo in soluzioni vecchie, che costano moltissimo, perché con 60 milioni di euro per fare 3 chilometri, perché le strade ormai costano circa 20 milioni di euro chilometro, si fanno tantissimi interventi per la messa in sicurezza delle strade dove purtroppo vediamo che muoiono giovani ogni giorno. Io non leggo più i giornali alla mattina perché, avendo anch'io figli giovani, mi dà i brividi vedere che è morto il 18enne, il 20enne, il 15enne. Allora è un delirio di dolore su queste cose, e questo si può ottenere riducendo la velocità, quindi proteggendo le zone residenziali con zone a 30, veramente a 30, perché quello che succede per esempio su via Sant'Anna a Treviso è che le persone che dalla Castellana devono passare sul tratto ovest-est attraversano qualsiasi strada e quindi si buttano su delle stradine che sono stradine di campagna, dove, voglio dire, è facile che esca il bambino ancora. Pericolosissime. Allora sentiamo, prima di andare da Gianpietro Dalbè, il nostro Maurizio da Conserve. Veloce Maurizio, grazie. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Permettimi 2 secondi di salutare mia mamma, fare tanti auguri. E auguri anche da parte nostra.
Allora, Mirella, ambiente, ok? Benissimo. Allora, il tema è questo. Allora, innanzitutto vorrei stendere un velo pietoso sulle auto elettriche, perché anche ieri ho letto sul giornale di un incidente spaventoso, adesso non so, tra Modena e Cremona, adesso non mi ricordo dove, che un ragazzo è stato, praticamente la macchina ha preso fuoco, il ragazzo non è più riuscito ad uscire dalla macchina ed era una macchina elettrica, ok? Benissimo. Allora, io vorrei sapere di questi fantomatici ingegneri o costruttori che hanno fatto questa cosa, non pensano che all'interno che ci possono essere queste cause? Prendiamo anche un altro esempio, Mirella. Come si chiama? L'autobus, quello di Mestre. Lì c'è stato, non è un errore umano, c'è stato praticamente i comandi dell'autobus non riuscivano più perché si era bloccato qualcosa, adesso non mi ricordo, anche perché era elettrico, è stato praticamente ricordato, sottolineato più volte che l'autobus era elettrico, quindi l'autista non ha colpa. Vabbè, ok. Possibile che praticamente dobbiamo assistere a questi incidenti o praticamente macchine che si bloccano automaticamente nella strada con queste cose per risolvere per quanto riguarda l'ambiente? Grazie Maurizio, grazie, molto chiara anche la tua telefonata. Adesso conosciamo Gianpietro Dalben, Presidente Energia e Sorrisi ODV. Prego Presidente, a lei la parola e grazie. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Prego. Noi siamo una piccola organizzazione, Energia e Sorrisi ODV, e da 20 anni ci occupiamo in modo autofinanziato di portare un po' di sorrisi alle persone in difficoltà nel nostro territorio ma anche all'estero. Nel territorio seguiamo il banco alimentare, consegniamo circa 300 quintali all'anno di alimenti casa per casa, mentre a livello internazionale, a livello nazionale siamo intervenuti all'Aquila per il terremoto, in Emilia e in altre situazioni di difficoltà. A livello internazionale, visto e considerato che noi uniamo anche lo sport e la solidarietà, perché io corro nei rally internazionali con le moto, cerchiamo di portare un sorriso, non so, in Albania, in Marocco, in Mauritania, in Senegal, in Egitto, dove andiamo a correre con le moto. Negli ultimi 3 anni, purtroppo, siamo intervenuti con 56 tir, 56 bilici di aiuti per l'Ucraina. Oggi pomeriggio, stasera, caricheremo il 57esimo bilico con 230-240 quintali di aiuti e sempre in questo periodo abbiamo seguito con una trentina di bilici il problema della rotta balcanica, sia in Bosnia e Erzegovina nel campo di concentramento di Lipa, campo che pochi conoscono, dove sono stato il primo europeo a entrare, un campo che oggi vede i finanziamenti europei con 23 milioni di euro per tenere segregate delle persone che arrivano dal Bangladesh, dall'Afghanistan, dal Pakistan, dal Marocco, eccetera. E poi abbiamo continuato i nostri aiuti sempre con la rotta balcanica su Trieste, dove c'era una vergogna planetaria fino all'arrivo del Papa, perché con l'arrivo del Papa circa 4 mesi fa, giustamente i buonpensanti hanno spostato quasi 300 persone, non si sa dove, persone che vivevano in centro a Trieste, in mezzo ai topi, al fango, al freddo, alla fame, abbandonati. Allora, intanto ti ringrazio Presidente di essere qui questa mattina, perché capite, quello che piace alla Mirella sono i numeri. Io ho avuto un fisico ingegnere che mi ha detto, ingegnere Scarpa, Mirella, quando fai una domanda all'ospite fatti dare i numeri parleranno chiaro. Ha sentito che numeri ha dato questo Presidente per far capire che c'è tutti i giorni tantissima gente che aiuta, che cerca di mettere la famosa goccia, ma facendo però, non parlando. Perché noi sentiamo tante parole, invece qui si agisce, si fa, si dà, si aiuta. E con la politica lontanissima, una politica che quando si premia sono sempre davanti, sono con ste fasce,
E poi abbiamo invece un mondo che non ha bisogno di premi, ha bisogno solo di poter lavorare semplicemente con meno burocrazia, che non è possibile che il mondo del volontariato sia sommerso dalla burocrazia. Come ho detto prima, dobbiamo muoverci col commercialista e con l'avvocato, se no non riusciamo a stare a galla. Molti hanno lasciato perché poveretti non ce la facevano, oppure una grande tecnologia si va a spiegare all'80enne, al 70enne che non l'ha mai usata, perché in Australia adoperano questa nuova tecnologia, perché gliel'hanno insegnata anche diversamente giovani. Noi invece abbiamo messo questa tecnologia senza insegnare niente a nessuno e non sanno neppure adoperare il cellulare. Vi dico, rispondo solo, faccio il numero di mio figlio, questa è la verità di molti. Poi abbiamo anche l'università della terza età, che è un'altra storia, però questa è la verità. Ingegner Scarpa, avendo sentito anche il presidente del BEN, nel 2024 possiamo ancora sentire di avere questo numero così importante di poveri, 6 milioni di poveri, e come dico non sono proprio i poveri di una volta, sono famiglie che lavorano e con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine del mese. Però come dice lei, devono andare a lavorare. Come vado a lavorare che non ho i mezzi di trasporto? Perché noi abbiamo zone che non passano ancora l'autobus e la corriera. Alle 9 di sera, guardate che c'è il deserto assoluto, andiamo a curarci a Mota, andate a Mota alle 9 di sera a vedere se c'è qualcuno che vi accompagna. Allora questa macchina che giustamente dice l'ingegner Scarpa, troppe ma come faccio? Come faccio a muovermi? Prego ingegnere. Allora, e torniamo al discorso di prima. Torniamo al discorso di programmare. Come fanno in altri paesi a risolvere questi problemi? Investono delle risorse in servizi pubblici, in mobilità, in cambio degli orari. Allora, è questione di dare delle corrette priorità a quello che vogliamo. Allora, anche qui 6 milioni di poveri. È effettivamente vero che la media borghesia di una volta adesso è retrocessa mentre i grandissimi patrimoni sono accresciuti, cioè c'è una tendenza americana in questo senso. Io so di famiglie che non trovano casa in affitto pur con 2 stipendi, vivono in posti, in stanze molto piccole, pagando 400-500 euro al mese, e paghiamo una politica che ha protetto troppo forse chi era in affitto e poi lasciava le case. Adesso la gente non vuole più affittare, ma anche questo, e abbiamo un patrimonio anche a Treviso e anche nel circondario assolutamente, voglio dire, vuoto. Io racconto l'esperienza che è successa ai miei. Io ho avuto 2 genitori da poco che sono mancati e avevo delle badanti senegalesi, una famiglia senegalese. Una risiedeva, un'altra veniva da Preganziol. Sono diventati ormai, erano la famiglia dei miei genitori e quindi adesso sono diventati quasi la mia famiglia. Io adesso la casa che ho, che è a Selvana, la lascerò a loro, cioè la metterò, farò un affitto, li regolerò, ma sono diventati, cioè ci sono delle bambine di 5-6 anni che hanno fatto tutte le classi, sono chiaramente bambine italiane, una è nata in Senegal, una in Italia, però abbiamo anche famiglie italiane che sono in queste condizioni, che non trovano casa, non riescono ad avere una vita dignitosa. Allora, uno dei sistemi per il problema che sentivo prima degli anziani abbandonati o gli anziani che sono da soli sarebbe quello di riuscire a creare non solo una rete per conoscerli, ma anche per cercare di trovare il giusto accompagnamento. Poi io capisco anche l'anziano, perché anche i miei non volevano all'inizio avere altre persone. Però devo dire che se poi ti conosci un attimo da persona a persona, la cosa diventa molto più semplice e soprattutto vinci una malattia che è terribile, che è la solitudine. Perché la solitudine ed è la solitudine che poi porta i truffatori ad approfittare di chi sta solo, perché chi sta solo è più indifeso. Invece se c'è, come c'era una volta, una comunità delle persone, è più difficile andare a interferire in maniera malintenzionata. Quindi... Fermo, ingegnere, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, ma poi riprendiamo. Abbiamo una persona da Pieve di Cadore, Francesco. Ciao Francesco. Sì, sì. Prego. Io ho 84 anni. Sono cascato a casa e mi sono spaccato 3 vertebre.
Sono andato al pronto soccorso 3 volte, non mi hanno ricoverato perché ha detto che quelli dovevano guarire da soli. Dopo è venuto e ho chiamato mio figlio che abita a Noale, è venuto su e mi ha portato di nuovo al pronto soccorso e mi hanno ricoverato. Mi hanno tenuto là un mese. Dopo un mese, 27 giorni, nemmeno un mese, dicono a mio figlio, ha detto suo padre può andare a casa. Ma come può andare a casa? Dice non cammina adesso perché sono stato messo in un letto con le sbarre, quel letto dell'ospedale chiuso, come un maiale all'ingrasso. E mi hanno mandato a casa, non camminavo e né niente, con l'autoambulanza di come ero andato via. Mi hanno portato a casa, c'avevo il letto che l'aveva ancora la moglie quando è morta, poveretta, e mi hanno messo nel letto di un ospedale. E sono stato 27 giorni solo a casa, come un cane. Mio figlio aveva chiamato una signora che veniva qua dell'URSS, che veniva a lavarmi la mattina, e poi tutti i giorni, tutta la notte ero sempre solo, con un pappagallo e un bicchiere d'acqua. Ero quasi uscito fuori di testa. E allora ho chiamato mio figlio è venuto su a chiamare la signora, così insomma sono messi d'accordo che mi ricoveravano e mi hanno mandato ad Auronzo di Cadore. Dopo 27 giorni che non mi hanno fatto né terapia né niente, mi hanno detto che c'avevo questa cosa qua che non era possibile curare, che deve guarire da sole, perciò ma almeno mettetemi nella posizione che io possa camminare. Niente. Cosa hanno fatto? Dopo 27 giorni mi hanno detto, il dottore mi ha detto la mandiamo in un posto, ha detto bellissimo, dove lei può fare fisioterapia. Sa dove non mi hanno mandato? In una casa di riposo dove ho perso tutto quello che avevo. La dottoressa che avevo me l'hanno levata via, perché quando vai in una casa di riposo, io quando mi sono svegliato la mattina che mi hanno portato giù, mi hanno portato in un coso dove c'erano tutti anziani. Non ho niente contro anziani, sono anch'io anziano, ho 84 anni, ma Dio santo, a portarmi in una casa di riposo, a me che io avevo bisogno soltanto di fisioterapia. Mi hanno fatto la fisioterapia negli ultimi giorni, sono venuti a prendermi questi qua della casa di riposo, ma quando è finito il mese, sa cosa hanno fatto? Mi hanno fatto la valigia e mi hanno buttato fuori. È venuto mio figlio a prendermi e a portarmi a casa, perché ha detto che loro non avevano l'autista, mi hanno mandato a casa di sabato, in modo che tutti non c'era nessuno. Allora adesso sono a casa, su una sedia a rotelle, c'è una mia amica che mi sta facendo da mangiare e non so come fare, perché non posso camminare, non posso muovermi, sono sempre su una sedia a rotelle. Il dottore, ho telefonato al dottore e non mi ha risposto nemmeno, perché ha detto che lei non aveva più niente a che fare con me. Io adesso, mio figlio non può perdere il lavoro, perché sa come se si perde il lavoro alla famiglia anche lui, con figli, e io non voglio chiamare i miei figli a distruggerci la vita per me, piuttosto mi ammazzo. È stato un momento che volevo ammazzarmi. Francesco, chiama Sveglia Veneti, non ammazzarti tutte le mattine, che ti facciamo un po' di compagnia, poi vediamo queste situazioni. Grazie Francesco, un grande abbraccio, sai, devo andare avanti, purtroppo mi dispiace, sai, ma l'ascolto è importante, ingegnere, lo dico anche a Del Ben, queste persone hanno bisogno di essere ascoltate, non c'è niente da fare. Io tutte le mattine, tutti i giorni ricevo queste telefonate, poi mi arrivano altre telefonate, mi arriva di tutto e di più, ma io do l'ascolto e poi cerco in qualche maniera di rivolgermi al sindaco per vedere com'è la situazione. Queste persone non vanno lasciate sole. Ma a cosa servono i servizi sociali? Dove sono i servizi sociali delle ULSS, della regione, ecco, dei comuni? Tutti quanti siamo in pochi e abbiamo... Ma non volete svegliarvi prima, visto che avete le date di nascita delle persone, sapete che queste persone sono a casa da sole, molte non riescono a capire di andare in una residenza per anziani, così si chiama, mi hanno detto, perché sennò si arrabbiano, case di riposo, che è orribile. Presidente Del Ben, questa telefonata fa venire i brividi, perché questo diversamente giovane, come li chiamo io, ha il diritto di vivere, ha il diritto di fare la sua quotidianità. Ci sono i mezzi per farlo, è che non lo conosciamo e non arriviamo da Francesco, perché nessuno ci dà il nome e cognome e la via di Francesco, perché c'è la privacy, cavolo, ma prova a vedere se riesci a superare la privacy. Sì, prego Presidente Del Ben, tanto salutiamo Francesco e diciamo dai Francesco. No Francesco, mai mollare. Ecco. Mirella, noi abbiamo solo una legge,
siccome siamo veneti residenti in Italia, purtroppo, coi ciacque non si impasta fritto. Quei ciacque non si impasta fritto Quei ciacque non si impasta frittole. E i bocconiani all'ascolto, quelli che mi chiamano gli assistenti sociali di vari comuni del territorio e mi dicono: abbiamo 8 afghani da vestire, ve li mandiamo lì, abbiamo 10 del Burkina Faso, ve li mandiamo lì, abbiamo quelli del Bangladesh, ve li mandiamo lì. Io in 20 anni non ho mai visto un assistente sociale che viene nella nostra sede di Tavernelle ad Altavilla Vicentina, primo per parlarci, che deve essere un qualcosa di complicato per i nuovi bocconiani. Parlarci, conoscerci, poi, virgola, vediamo se potremo collaborare o se possiamo collaborare. Allora, con una telefonata non si va da nessuna parte, bisogna tornare a avere la voglia di calli sulle mani, rabboccarci le maniche ed essere a disposizione delle persone, altrimenti non puoi fare l'assistente sociale. Presidente, è vero quello che dice lei. Presidente, devo correre, ma abbiamo visto, e la ringrazio di questi scatoloni con questa scherma. Ma cos'è il diverso per molti di noi? Perché vede, io ho anche i diversamente giovani, quasi sempre, noi giovani, diversamente giovani, che il diverso lo vedono male. Il diverso è uno spacciatore, è uno stupratore, perché questo è il messaggio che è passato. Attenzione, attenzione, loro non parlano a caso, è il messaggio che vedono. Il ladro è sempre quello, e poi mettiamo queste persone sui barconi e poi dal Kosovo, dalla Romania arrivano, mettono a fuoco e fiamme i paesi, se ne vanno a casa tranquillamente in 20, nel silenzio assoluto. Però il diverso è quello con la pelle scura, quello che viene nel barcone, quello che delinque. Ecco, io vorrei sentire, ecco, ingegnere, cosa dice, poi sentiamo anche dal Ben. Allora, c'è sicuramente una esaltazione della paura. Allora, il Veneto è una regione solidaristica, solidale, piena di gente che lavora come il nostro amico Gianpietro, di gente che veramente si spende per gli altri e non chiede niente sostanzialmente. Ed è sempre stato così. I veneti prima lavora, dopo parla, cioè nel senso non scopro niente, i miei sono emigrati, sono tornati. Allora, questo fatto di instillare la paura è un altro elemento che porta ad aumentare la solitudine. Se tu sei diversamente giovane, sei da solo e in più senti che fuori c'è un mondo che ti minaccia, la cosa diventa impossibile. Cioè diventa la televisione, invece di avere una trasmissione che ti conforta, cioè dove tu puoi chiamare e dire e sentirti dire non mollare, trovi che è stato ucciso, che è stato... Allora, le notizie, voglio dire, soprattutto quelle brutte, passano in maniera proprio penetrante sulle persone e le rendono più fragili, secondo me. Allora, poi volevo spendere anche 2 parole sui servizi sociali, dove esistono, allora, quando dicono siamo in pochi, è vero, perché se voi andate a vedere il bilancio il bilancio sanitario, il bilancio regionale, che spende il 75% delle risorse, molto spesso la parte dei servizi sociali, degli aiuti ai disabili, mio fratello è in una comunità disabile, sono le briciole, gli anziani che non sono neanche malati, diversamente giovani, sono proprio come Francesco abbandonati, perché quando tu metti un anziano un mese in un letto, voglio dire, senza fargli nulla, lo condanni a non camminare più, salvo... Fermo, perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Antonio da Padova, funziona così, ingegnere, porti pazienza, ma è giusto ascoltare anche a casa. Vai Antonio. Sì, buongiorno Mirelle, buongiorno anche agli ospiti. Buongiorno. La situazione è molto grave, cioè praticamente dal 2022 ad oggi è tutto aumentato. Vado a fare metano, mi costa il 60% di più,
le spese del mangiare è aumentato. Per quale motivo? Perché tutto è aumentato e la gente non dice niente? Gli stipendi sono sempre gli stessi, abbiamo la busta paga sempre tassata al 27%, che era una cosa che praticamente non esisteva prima. Per quale motivo che tutto è aumentato? E adesso ho sentito Draghi l'altro giorno che diceva che praticamente per la difesa contro chi? Bisogna aumentare le spese militari. Praticamente le spese militari vengono prese dal patto di stabilità. Io vorrei domandare ai sindaci, ma loro sindaci, siete d'accordo di questo patto di stabilità? Risparmiare sulle spese comunali, provinciali, regionali per dare i soldi a Draghi perché lui vuole alimentare, le lobby delle armi. Ma chi è il nostro nemico? È l'Europa che ci impone certi dazi praticamente. Ma non era meglio quando eravamo da soli? Ma mi viene sempre in mente quella frase: è meglio soli che mai accompagnati. Grazie Antonio, devo andare avanti, se no non ce la faccio, ma sei stato chiarissimo. Allora andiamo adesso a vedere questo video, devo correre purtroppo perché è lunga, allora ma è cortissima. Andiamo a vedere questo video invece, 57esimo bilico di aiuti per Ucraina, energia e sorrisi. Andiamo a vedere il bilico. Allora sentiamo come commenta questo importante video il nostro Presidente Dal Ben, cosa dice? Mi emoziono ogni volta. Immagino. Devi pensare, cara Mirella, all'interno del 56esimo bilico c'erano circa 1200 di queste scatole.
negli ultimi 3 anni ne abbiamo consegnate 115.000. 115 con 3 zeri, 115.000. Una scatola vuota con l'etichetta in 3 lingue per specificare quello che c'è all'interno della scatola stessa, con un adesivo particolare, con lo scotch, carta che resiste all'umidità e al calore, ci costa vuota 3 euro per 115.000. Non abbiamo da 20 anni contributi comunali, regionali, provinciali, statali, della Chiesa, degli arabi, dei muezzin, dei Geova, dei musulmani, degli ebrei. Zero. Ci arrivano delle donazioni liberali di privati, qualche azienda, qualcuno che quando viene in sede a donarci le borse con le scarpe, i giocattoli, i vestiti usati, ci lascia qualche euro per il carburante solidale, perché con la trasposizione della materia le scatoline sorridenti non arriverebbero in Ucraina. E qua parliamo di filosofia, di aiuti, di armi, di filosofia, di Trump. Torniamo alle origini. Ci sono delle persone che hanno fame. Il camion che riempiremo oggi andrà a Slavuta, dove sono stato un anno fa a consegnare farmaci e gruppi elettrogeni che abbiamo acquistato. Quello di Roma si iniziano già a pregare e non ha tempo. Le belle comunità da fare i grandi progetti per, come dicevano gli ingegneri, i ponti e strade, la 5G, ma non che sia un euro per la solidarietà, chi è che ci deve pensare? Così una domanda a caso. Noi altri? Io il 5 per 1000, Presidente, ogni anno a dicembre, infatti l'anno scorso ero molto arrabbiata perché era il 20 dicembre che avevo ancora arrivato il 5 per 1000, mi ho permesso di chiamare a Roma, ho detto scusate, no, io dovrei anche aiutare. Hai chiamato dei servitori dello Stato? Ho chiamato perché a dicembre noi diamo un assegno alle persone più in difficoltà, perché cerchiamo di aiutare nel nostro piccolo e facciamo vedere. Perché è giusto vedere, perché la gente è anche stanca di dire faccio ma non vedo, vorrei anche vedere dove che va a finire i soldi che ci danno. Allora io trovo giusto, anche se qualcuno non è d'accordo con la Mirella, che la solidarietà va fatta in silenzio, col cavolo che va fatta in silenzio la solidarietà. La solidarietà va vista perché sono soldi che i cittadini ti danno per aiutare e tu devi spiegare come stai facendo tu, Presidente, cosa fai con quegli aiuti che ti arrivano. E questo assegno serve soprattutto per pagare o l'affitto, per riscaldarsi e pagare le bollette, perché sennò mangiano ma c'è il freddo, mangiano però rischiano di essere buttati fuori di casa. Prego, Presidente. Se posso, Mirella, quando noi facciamo le raccolte nei supermercati, raccogliamo gli alimenti che i clienti del supermercato ci donano poi all'uscita. No, a parte che all'inizio prendevamo da drogati, tossici, andate a lavorare, nulla facenti, perfetto. In 15 anni di Banco Alimentare non ho mai visto un assistente sociale che viene con noi a raccogliere gli alimenti. Mai. I tutti da fare. Perché se sabato pomeriggio, sabato mattina è di domenica, allora se hai a cuore le persone non guardi il calendario, non guardi l'orologio, ma guardi il fine. Bravo Presidente, corro perché devo vedere il quarto lotto, perché vi spiegheremo perché è qui questa mattina l'ingegnere Romeo Scarpa, perché è giusto anche capire, poi ognuno fa le proprie riflessioni, d'accordo o non d'accordo, ma almeno si conosce. Andiamo a vedere. Naturalmente prenderò una denuncia col decreto sicurezza. Romeo Scarpa, siete stati i primi a segnare il quarto lotto. Ma sì, perché l'amministrazione Conte non agisce, cioè invece bisogna farlo, allora se si vuole fare bisogna segnarlo.
perché almeno così diamo una mano, non siamo sempre contrari, quindi intanto l'abbiamo messo per terra con un segno rosso. C'è tutta l'ironia per una delle storie infinite di Treviso, nei segni fatti sull'asfalto da Romeo Scarpa, ma idealmente da tutte le associazioni che da quasi mezzo secolo combattono contro il quarto lotto della tangenziale che dovrebbe collegare l'attuale svincolo sulla Castellana alla Feltrina. La novità delle ultime settimane sta in queste planimetrie, con la riduzione da 4 a 2 corsie per una strada che dovrebbe alleggerire il traffico passante per San Giuseppe. Anche qui aiutiamo l'amministrazione a spiegare a cosa serve questa strada che prima era a 4 corsie, adesso è diventata una stradina a 2 corsie che rende entusiasti quelli di San Giuseppe e anche quelli che qua. In realtà una spiegazione ai comitati la Giunta Conte l'ha data. Viene fatta a 2 corsie perché i flussi di traffico sono diminuiti. Questo quarto lotto non risolve niente né per San Giuseppe né per nient'altro. Quindi, secondo associazioni e comitati, una strada inutile ma anche costosa. Ho chiesto quanto costerà questa bellissima stradina. Mi hanno detto 60 milioni di euro. Allora 60 milioni di euro per 2 corsie per 3 chilometri. La De Berti disse tempo fa che il telaio est 40 milioni di euro, che sono gli stessi chilometri, era una follia. Una storia decisamente singolare anche per i cittadini incrociati dai comitati nel loro tour Segnalotto. Dopo 42 anni va fatta sta benedetta quarto lotto. Guarda, siamo persi, non se farò. Parole invece che scorreranno nell'assemblea organizzata proprio in zona da questi protagonisti, che tornano da decenni sugli stessi luoghi con lo stesso entusiasmo battagliero, ma ogni volta con qualche acciacco e qualche cappello bianco in più. Chi vuole sapere di più venga mercoledì 13 ore 20:45 presso la Sagra di Sant'Anna. Invitate anche il sindaco? Ah, ma il sindaco, io sono qui che ho lavorato, cioè adesso non vorrei essere denunciato col decreto sicurezza perché ho sporcato, perché io sono in veste di operaio del comune oggi. Non chiedo soldi, quindi però il sindaco è ovviamente invitato come sempre. Noi siamo sempre simpatici con lui perché le sue vecchie idee ci fanno sentire giovani. Allora sentiamo come commenta l'ingegnere Scarpa questo movimento, queste persone che iniziano a fare i conti e dicono ma com'è sta storia? Prego ingegnere. Allora, 2 appunti, oltre al quarto lotto a cui invito chi è nella zona di Sant'Anna mercoledì sera. Allora, i soldi. Qui stiamo parlando di 60 milioni di euro, che sono tanti soldi, cioè nel senso Giampiero ha speso circa $500.000 di euro solo in scatoloni vuoti, quindi diciamo con 2 milioni di euro li riempi anche gli scatoloni e li manda. Il discorso secondo me da fare è che è immorale aumentare le spese militari, che lo chieda l'America, che lo chiede chi vuole, perché portare al 2% del PIL o a più del 2% mentre abbiamo una sanità che langue, oppure è una sanità per ricchi. Cioè nel senso, io che ho un reddito molto alto posso permettermi di scavalcare tutte le file. Certo, vado dal privato, ma chi non ha i soldi come fa a curarsi? Allora o smette di curarsi oppure si mette in lista. Questo secondo me è assolutamente ingiusto e quindi vanno fatte delle scelte e le scelte sono queste. L'altro tema poi molto doloroso secondo me e su cui forse dovremmo pensare un po' tutti è quello di queste guerre. Cioè è vero che entriamo in campo con la solidarietà a dare qualcosa a chi sta veramente morendo di fame per difendere la sua libertà, eccetera. Però le guerre non hanno mai risolto nulla e hanno solo dato, diciamo, nuova spinta per nuove armi, per un sistema che non è quello della gente. La gente, io credo che se noi andassimo lì vorrebbe che finisse la guerra in maniera giusta, in maniera equilibrata, però voglio dire spendere tutti questi soldi in armi è assolutamente immorale e quindi io credo che una qualche risvolto sul ripensare alle modalità o a dare finalmente a quest'ONU, che non serve assolutamente a nulla in questo momento, un ruolo anche con delle forze di interposizione, perché io non posso pensare che su un confine bisogna spararsi coi missili
e andare avanti a spararsi, e dopo, voglio dire, bisogna mobilitare persone eccezionali come Giampiero che portano gli aiuti perché la gente non muoia. Questo è assolutamente assurdo. Quindi, ripeto, secondo me la priorità va data sempre alle persone. Le persone vanno conosciute, vanno viste le storie, perché quando tu arrivi a parlare con le persone, ad entrare in contatto, capisci di che pasta è fatto. Quindi ha ragione Giampiero. Ennio da San Bonifacio, vai Ennio. Eccolo qua, sì. Sentite, mi sono un pensionato che ho 89 anni, 88. Sentite, no, siccome che vedo spesso, no, che continua a aumentare e dice bisogna aumentare le pensioni basse, però bisogneria andare a controllare, però, perché se uno è capace vuol dire che c'è un perché. Se è uno morto malato, non so, allora sì, però qui che ha la pensione bassa vuol dire che mia voglia di lavorare, i contadini, gli artigiani, sì, lo vedo la fotografia che tenevo, no, allora riversava poco, niente, adesso mi voglio lavorare una vita, capo 1.200 euro al mese, mia moglie, abbiamo appena larga, capivo com'è. E ora, non è giusto che lui dica, adesso dei contadini che mi so, chi ciappa poco, dica che le case e deve tante robe, no? Bisogneria andare a controllare cosa, perché è come qui, chi ciappa, come si dice, mi ricordo più adesso la cittadinanza. Ma attendenti qua. Come se vi conosco di qui che è tappa, però perché mica voglia di lavorare, perché chi non conosco più di qualche dumi e dire mi voto che va a ingrassare il parone, però adesso va in comune a ciappare il buono. E dammi una risposta che ora vuoi. Subito vai, intanto scommettiamo col presidente del Ben. Vai presidente. Guarda Mirella, ti dicevo prima, oggi pomeriggio o stanotte caricheremo il 57esimo bilico. È arrivato adesso un messaggio dall'Ucraina, non so se lo vedete. Ci hanno trovato un altro camion da riempire. Ci servono dobbiamo pagare come ogni volta 3.600 euro per avere il bilico vuoto. Da riempire per piacere, pannolini per i soldati che sono feriti. Mangiare, pasta, cibi in scatola, olio, tonno, tè, caffè, eccetera. Igiene personale, salviette umidificate, carrozzine per feriti, le grucce per i feriti per chi ha perso le gambe, le docce asciutte. Dopo viene le preghiere, ma dopo Però, Presidente, spieghiamo anche... Per i bambini, Mirella. Sì, ma spieghiamo anche a Ennio perché ci sono queste pensioni basse, perché mica tutto nella bilancia va pesato uguale. Ci sono, Ennio, persone che prendono questi pochi euro di pensione perché qualcuno li ha fatti lavorare in passato e non gli ha versato i contributi. Perché di questo non si parla mai. Si parla sempre del contadin, che a villa, bisogna vedere anche là come bisogneria verificare, però di tutte quelle persone che si è fatto un masso così, e sicuro non con gli strumenti di adesso, ma come una volta chi si piegai, i nostri anziani si piegai così, dai pesi, anche dalle umiliazioni, da tutto, questi va a casa con 400-500 euro di pensione, perciò Ennio che se anche a questi vorrei ricordarti, di ricordarli questi, che noi arriva a fine del mese, se non che fosse dal Ben e Company, certo. Non mangiaria neanche, non si vestiria neanche. Sai cos'è questo, Mirella? Vai, questo? Quando andiamo in Ucraina si va con i giubbetti antiproiettile e questo è quello leggero, poi ci sono quelli con i Kalashnikov, cioè con i blocchi d'acciaio.
perché non ho mai visto nessuno che col rosario portasse delle scatole in prima linea in Ucraina. Allora, se vogliamo aiutare il prossimo, che non è colpevole della guerra, oppure vogliamo aiutare nella rotta balcanica, ripeto, i ragazzi del Bangladesh, fratelli dell'Afghanistan, del Pakistan, del Nepal, ragazzi del Marocco che raggiungono la Turchia e poi a piedi entrano in Bosnia e Erzegovina. Dobbiamo andare in prima linea ad aiutarli, ma per aiutarli dobbiamo avere i magazzini pieni, perché le autorità di tutti i colori se ne fregano degli ultimi. Grazie Presidente, devo correre, sono in chiusura, e grazie per quello che fai. Hai veramente la nostra vicinanza, veramente. Guarda Presidente, io sono orgogliosa ogni volta che vieni ospite in trasmissione e ti dico veramente grazie, compreso il Babbo Natale, sì, veramente, che servono, perché i bambini bisogna portare il Babbo Natale, no a pacca sua spalla, il Babbo Natale ma con qualcosa di concreto. Certo. Allora, ingegnere Scarpa, come ci vuole salutare, cosa vuole dire alle persone che stanno ascoltando? Ecco, questi soldi che si trovano sempre per opere che non sono necessarie al momento, ma sono necessari servizi alla persona, e per questi soldi ce ne sono sempre pochissimi. Prego. Allora, secondo me, proprio per restare anche nel tema della trasmissione, le persone devono imparare anche a chiedere e a pretendere i loro diritti, cioè nel senso anche associandosi, cercando di trovare assistenza, perché è prioritaria la salute e seguire le persone, cioè una comunità si regge ed è meno rancorosa se è assistita, cioè se io, voglio dire, sono tenuto alla fame, sono da solo, ho più paura dell'altro. Allora, quindi io invito tutti quanti, allora sicuramente i diversamente anziani, Francesco, quant'altro, a non mollare sicuramente mai, e a gridare, cioè voglio dire, in trasmissioni come queste, ma anche con le parti politiche, a chiedere. Bisogna chiedere continuamente, perché sono diritti, non sono piaceri, ma vede, sono diritti. Ingegnere, bisogna aprire una parentesi. Non sanno dove chiedere, non hanno i numeri. È facile dire chiedi, noi dobbiamo andare noi a trovarli a casa. Allora, siamo noi che dobbiamo andare a trovare loro, non loro perché hanno la fortuna di conoscere Sveglia Veneti, di avere il numero di Sveglia. I sindaci devono andarli a trovare quei servizi sociali, e se non ci arriva il servizio sociale deve farsi aiutare dal mondo del volontariato che c'è, ma il servizio sociale, se non appartiene a quella fascia politica, non ti vuole, non ti chiama, non sei utile. È questo il grande dramma della solitudine, che non vogliono unirci, ci hanno diviso, non ci conosciamo, ma chi se ne frega di essere 7.500 associazioni di volontariato se poi non riusciamo ad aiutare perché non conosciamo e non ci conosciamo neppure tra di noi. Presidente Dal Ben, come ci saluti veloce, perché sono in chiusura? Vi saluto sempre con una legge universale, e l'ingegnere la conosce perché ho capito che lui è veramente un tecnico. Coe ciacque non si impasta fritoe. Punto. Punto. Ingegnere, come ci saluta? Niente, vi saluto con un messaggio di speranza, e che tutti i diversamente anziani possano, voglio dire, trovare una degna assistenza, e sì, che i politici si mettano veramente una mano sulla coscienza per trovare i fondi, perché i fondi si trovano, bisogna solo decidere dove metterli. E farsi aiutare dal mondo del volontariato, che c'è, non guardare il colore o la provenienza. Il mondo del volontariato nel Veneto è fondamentale, quindi non usarlo è da stupidi. Grazie, grazie anche all'ingegnere Romeo Scarpa, grazie, pubblicità. E vi presento subito due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Andrea Dan, Manuela Sicurezza Stradale, abbiamo collegato anche Kay Cortiana, una studentessa, si occupa di meccatronica, ecco, è impiegata in un ufficio tecnico. Grazie Kay anche tu di essere qui, giovane, poi sentiamo anche cosa ne pensi di quello che sta succedendo e coinvolgere sempre di più i giovani. Allora andiamo a vedere il servizio
Perché qui Andrea Dam? Perché domenica a Montebelluna è stata una giornata in particolare, sensibile, con questi vespisti, ma soprattutto per raccogliere queste firme per mettere l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo. Portiamo le mani al ritmo di questo che piaceva tanto a Kevin. Vai Kevin, vola con noi, vai! Bisogna Al raduno delle Vespe di Montebelluna, attorniato dagli amici del club di Resana, di cui fa parte tutta la famiglia, Gino si è scatenato nel ballo sulla musica techno che il nipote tanto amava, come aveva fatto il giorno del funerale. Immagini che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su portali e social e che hanno scosso le coscienze. Ho avuto un grande onore vivere questi 15 anni con questo mio angelo custode. Non ci sono parole per descrivere cosa mi ha insegnato, quanto amore mi ha dato e quanto ha risvegliato le coscienze di tutti noi nel pianeta intero, perché veramente è stato un atto d'amore. Vivere, vivere, vivere! Ciao Kevin, ti vogliamo un mondo di bene! In più di 1000 a Montebelluna, oltre 100 arrivati da Resana sulle Vespe, l'omaggio a Kevin in piazza, lo striscione per ricordarlo. Merita questo e altro perché è una cosa d'amore, veramente, d'amore. Nonno Gino si fa abbracciare, stringe mani, firma la petizione per chiedere l'intervento della politica a favore dell'airbag per le moto. Al raduno, a cui sono presenti anche Cristian e Silvia, i genitori di Kevin, doveva esserci l'amato nipote. Lui è con me, ci dice. Ormai siamo un'unica anima, siamo io e lui in un unico corpo, questo mi sento di dire, ma veramente mi sento di dire questo, siamo in un unico corpo, io ce l'ho vicino a me, incredibile, ma bisogna viverle queste cose, bisogna viverle, incredibile. E andare avanti. Ma guai, perché nulla muore, no. Dobbiamo partecipare per lui perché non era facile venire qui, comunque ce l'abbiamo fatta e il nostro grande l'abbiamo portato in palmo delle mani. Nonno Gino è forte e ha uno spirito molto positivo, dai. Si parla anche di sicurezza oggi, ha visto nei gazebo, cosa ne pensi? Sì, ho fatto anch'io la mia firma, ho fatto la mia parte. Speriamo che riusciamo a cambiare, dai. Trovare la forza di andare avanti, avere nonostante tutto parole di speranza. Grazie di Maggioretto, ragazze siete fantastiche, grazie. Quanto dolore ho visto domenica, qui c'è Andrea Dam presente, abbiamo toccato con mano questa disperazione che veramente mette in evidenza che il dolore non ha confini, il dolore è talmente forte, tu l'hai provato quando hai perso tua figlia Manuela e da quel momento, come tanti genitori che avete visto, ti sei rimboccato le maniche e hai cercato di dire basta, non possono esserci questi morti, questi incidenti. Hai lavorato molto, sei caduto, ti sei rialzato, sei ricaduto, ti sei rialzato, sempre con questa volontà, con questa energia di aiutare. Prego Andrea. Intanto grazie, buongiorno per la presenza di oggi. Io mi sento tutti i giorni vicino alle migliaia di famiglie che chiuse in casa hanno il loro dolore, a migliaia di famiglie che nel posto in tavola hanno una sedia vuota, per cui ricordo anche l'altro giorno si è visto anche di Massimo Pizzol lì a San Fior che dei ladri sono entrati in casa, che le famiglie hanno dei posti cari, di mantenere il rapporto con i propri familiari mancati tragicamente in un attimo. Cioè, la morte di un incidente, che sia incidente sul lavoro, che sia un incidente domestico, che sia incidente sulla strada, non è una morte naturale, non è una malattia dove se uno ha una malattia ha un tempo anche per poter, non dico assorbire, elaborare il lutto. Una morte di un incidente è uno shock che poi ogni persona lo va a esprimere personalmente, ogni persona siamo una diversa dall'altra ed è una cosa
cosa. Io dico sempre che una famiglia che non ha figli non può capire cosa vuol dire di avere un figlio. Una famiglia che ha dei figli non può capire cosa significa mancare un figlio. Allora Andrea Dà, un'altra cosa che volevo chiederti, questa raccolta è partita col botto, eravamo in un comune a Montebellune dove c'erano tantissime firme, però in politica servono i numeri, perciò noi saremo fuori dei municipi, dei comuni, abbiamo anche il sindaco della Pietra di Spregiano che ha dato l'ok sabato per questa raccolta in occasione di questa cerimonia per ricordare la sicurezza stradale e saremo a Visnadello, poi ci sarà Resana venerdì con questo incontro che farà il sindaco che abbiamo avuto ospite questa mattina, Stefano Bosa, per parlare di sicurezza stradale ai giovani, far capire l'importanza di andare piano. Ma è proprio l'andare piano oppure bisogna mettere in sicurezza, visto la tecnologia che abbiamo, anche queste persone? Non può essere che se sono ricco e ho soldi posso prendermi il giubbotto con l'airbag, ma se non li ho muoio sulla strada perché non ho questa sicurezza. Cioè qualcuno deve capire l'importanza della tecnologia per la sicurezza della persona, perché qui non riguarda solo Treviso, il Veneto, riguarda il nord, il sud, l'est, ovest, l'Europa, tanto è vero che tu con queste firme raccolte andrai in Europa e le porterai. Ecco, a chi dobbiamo parlare e rivolgerci soprattutto, Andrea Dan? Dobbiamo rivolgersi a tutte le istituzioni, a tutte le società, a qualsiasi livello. Perché? Perché la causa di morte di incidente stradale non è unica, sono varie, sono tantissime. Può essere dovuto a una strada pericolosa, può essere dovuto al mezzo che non è sicuro, può essere dovuto alla distrazione, alla velocità, all'alcol, alla droga. Io vado a vedere ciò che è cambiato in questi 26 anni che ho questa associazione, dal 6 febbraio del 98. Se ben ricordate, negli anni 2000, sto parlando di 24 anni fa, c'erano i platani che tagliavano le strade e ogni fine settimana, anche su Treviso, avevamo 4 vittime per abuso d'alcol, delle discoteche, eccetera, che andavano dritti nella curva. Da lì è stato fatto un grandissimo lavoro e questo, se mi è permesso, vorrei ringraziare anche il tanto lavoro che è stato fatto anche dal governatore, il dottor Turcasaia, partire dalle infrastrutture. Quante rotatorie sono venute? Tanti si sono lamentati in questi anni perché le rotatorie rallentano il traffico, però le nuove infrastrutture, con tutta anche la formazione scolastica, ha portato a una riduzione drastica anche degli incidenti stradali. Nel lontano 2000 avevamo dalle 190 a 200 vittime, ora siamo sulle 50 vittime. Significa che ogni anno solamente nella Marca trevigiana si sono salvate 150 persone. Sentiamo cosa ne pensa la nostra ospite, questa ragazza, di quello che stiamo parlando, ma prima di tutto presentati Kay, prego, vai. Ciao a tutti, buongiorno, intanto vi ringrazio anch'io che mi avete contattata. Sono una ragazza di 22 anni, mi chiamo Kay Cortiana e attualmente sono impiegata tecnica in un'azienda del Vicentino che si chiama Il Sentiero International Campus e fa parte del gruppo Ecor International. Ecco, cosa vuoi dire questa mattina, Kay? L'importante è anche di far capire e di conoscere certe cose. Prego, Kay. Secondo me bisognerebbe fare un po' più informazione sui giovani perché vedo tanta imprudenza nelle strade. Ho anch'io una sorella più piccola che ha la moto, il 125, e sapere quando è via, sì, non è che insomma a casa siamo molto tranquilli, diciamo. Senti Kay, tu ti occupi di meccatronica, spieghiamo anche cos'è, perché pensa che tempo fa, ma non molto lontano, io ho avuto un ragazzo che è andato a fare un colloquio e quando gli hanno chiesto il patentino da meccatronico, questo ha guardato questo
questo addetto alle risorse umane ha detto: ma scusi, io non sapevo che ci voleva questo, nessuno mi ha detto niente, nessuno sapeva niente, non sono passati anni luce, ok? È giusto secondo te, ecco, che ci siano le cose e non saperlo? Tu cerchi lavoro, anche perché esci umiliato, esci veramente piegato, ecco, è un'età anche difficile, nel momento che pensi di avere tutte le carte in regola per cercare quel lavoro, stiamo parlando di meccanica, ti senti dire: ma il patentino da meccatronico lei l'ha fatto. Anche qua c'è stata poca informazione, come vedi tu? Prego. Sì, anche per quanto riguarda l'istruzione, secondo me dovrebbero esserci un po' più informazione in generale, spieganti un po' di più il mondo del lavoro, come funziona, e non magari farti vedere solo rose e viole dell'ambito prettamente scolastico. Perché hai scelto questo indirizzo al meccanico? Gli uomini, invece abbiamo visto veramente con Samantha Cristoforetti che questa donna è riuscita ad arrivare nella Luna. Tanti paletti, però veramente è stata una tosta numero 1, perché c'è sempre questa difficoltà. Come vedi dalla tua posizione, ecco, questo continua a arrampicarsi anche per avere gli stessi diritti? Abbiamo ancora gli stipendi diversi, ne parlavamo ieri, facciamo lo stesso lavoro ma siamo pagati in maniera diversa, perché donne, prego, ok? Anche su questo ci sarebbe un po' da discutere, perché fortunatamente sempre di più vedo ragazze comunque che anche nel mondo del lavoro si cimentano in mansioni che magari sono prettamente maschili, e per fortuna magari rispetto a anni fa le persone hanno aperto un po' la mente e hanno visto che effettivamente anche le donne hanno il suo perché, nonostante magari studiano meccanica, quindi diventano ingegneri, ma ovviamente col tempo magari rispetto a un uomo che appena lo vedi buongiorno, sono ingegnere, ok, perfetto, assunto, mentre magari la donna deve sempre dimostrare di saper fare prima di avere, diciamo, un'approvazione. Grazie Kay per quello che hai detto, ma soprattutto io sono convinta che anche a livello scolastico bisogna informare di più questi ragazzi, le possibilità che hanno nel momento che escono dalle scuole, questi istituti professionali. Io li ho avuti ospiti che invece hanno tantissimi ragazzi che vogliono fare questo indirizzo. A volte è la famiglia, sono i genitori che preferiscono che il figlio studi medico, avvocato. Ecco, invece veramente io vedo che i giovani sono intrigati, specialmente quei robot, fanno delle cose incredibili. Ecco, tu parli di elettrico e loro sanno tutto, perché vengono intrigati, a mio avviso. Non è vero che non vengono intrigati, però poi vogliono diventare protagonisti, vogliono sbagliare come ha fatto Andrea Dai, rialzarsi, però dobbiamo lasciarli sbagliare. Cosa dici, Kay? Sì, secondo me dovrebbe esserci un po' più di informazione anche a livello proprio delle scuole medie, di quando uno studente deve scegliere la scuola superiore, e sicuramente avere un appoggio anche da parte della famiglia, dei genitori. Fortunatamente io ho sempre avuto appoggio, poi in generale la famiglia è appassionata di meccanica, quindi avevo proprio c'è sempre un perché, vero Kay? C'è sempre un perché, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre. Allora, Andrea Dan, cosa vuoi dire a Kay? Ecco, questa ragazza che ha cercato di trovare anche un lavoro fino a poco tempo fa, più al maschile che al femminile, però questa voglia veramente di arrivare, di fare quello che veramente si vuole fare, questa famiglia che l'ha supportata, l'ha un po' anche infarinata, diciamo, su quello che poteva essere un percorso alternativo al percorso tradizionale. Cosa dici? Ma io cosa dico? Io vado a vedere anche la formazione che viene data, diciamo, ai figli, ai giovani, è cambiata in questi 20 anni.
Una volta parlare anche solo di sicurezza stradale, per cui del nostro tema, ai giovani c'era proprio un menefreghismo assoluto. Invece negli ultimi anni, iniziando a portare un'ora scolastica nelle scuole, sia elementari, superiori, tanto per dire nell'educazione stradale, portare la polizia locale all'interno delle scuole, oggi come oggi si è raggiunto una certa cultura molto molto elevata. Io sento ultimamente tanti giovani che vanno in discoteca, se sono in 5 vanno a scegliere quell'unico che non beve, quell'unico astemio. Già questo cosa significa? Che andiamo a salvare 4 vite umane nella stessa auto, per cui c'è la grande apertura mentale da parte dei giovani. Sta poi agli adulti, sta poi ai docenti mandare, tanto per dire, l'educazione adeguata. Senti Andrea, tu hai perso Emanuela da quel giorno, come ho detto all'inizio, tu ti sei rimboccato le maniche. Perché hai capito l'importanza della sicurezza stradale? Qui bisogna fare qualcosa, bisogna mettere la famosa goccia per far capire l'importanza di questa parola, sicurezza stradale, prego. Perché bisogna iniziare a parlarne, cioè questo deve essere che bisogna parlare dalle piccoli enti, dalle piccole istituzioni, per cui dai comuni, anzi colgo l'occasione di mandare un appello agli oltre 100 sindaci della Marca, ognuno di loro iniziamo a dedicare una giornata di sicurezza stradale nel vostro comune. Se nell'arco di un anno vengono fuori queste 100 giornate di educazione stradale, di prova su strada, di un qualcosa diciamo di nuovo, io sono convinto che gli incidenti vanno a calare. Ma oltre a questo vorrei anche mandare anche gli appelli anche alle istituzioni un attimino anche un po' più alte. Volevo cogliere l'occasione subito a mandare un grandissimo appello a tutti gli europarlamentari veneti: attivatevi subito, non attendete queste firme poi per muoversi in commissione diciamo europea, perché poi andremo alle calende greche, ci sarà una burocrazia, ci sarà che io avrei il piacere che qualche europarlamentare, visto questa partenza delle firme, non attendessero, tanto per dire, mesi, se non anni, per andare a parlare sul pilastro della Commissione europea di stragi sui motociclisti. Ho parlato di stragi sui motociclisti perché ogni anno abbiamo 715 motociclisti, ma dobbiamo anche ricordare un'altra cosa, i costi sulla sanità. Ogni morto con la moto abbiamo dalle 4-5 persone paralizzate. Quanto ci costa la sanità per quanto riguarda l'educazione e la sicurezza stradale? Un'altra cosa che volevo chiederti, Andrea, è questo accelerare. Tu hai detto una cosa importante, guardate che poi quando arrivo ci sarà già la burocrazia che impedirà di fare subito, velocemente quello che vogliamo fare. Ecco, non è il caso di dire che invece di parlare devono agire, perché hanno la possibilità di agire, hanno molto potere, loro possono farcela, vengono pagati apposta per migliorare la qualità della vita, non solo per parlare, devono fare i fatti. Noi stiamo facendo i fatti, siamo nelle strade con i genitori che raccogliamo le firme, con i sindaci, con la popolazione. Ecco, forse è il tempo di agire più di parlare. Cosa dice Andrea Adamo? Ma siamo sempre succubi di queste istituzioni. Io mi aspetto il più grande fatto in questi giorni, perché il 14 dovrebbe essere questo giovedì. Sto usando il condizionale perché non si parla del gatto finché non c'è nel sacco, ma dovrebbe essere approvato il nuovo codice della strada, per cui il nuovo codice della strada, che non vi dico quanto noi come associazioni abbiamo lavorato in questo ultimo anno e mezzo, quante volte sono andato a Roma, quante volte diciamo è stato portato, doveva essere votato direttamente dal governo, da lì hanno deciso di portarlo alla Camera, dalla Camera dei Deputati hanno deciso di portarlo al Senato, dal Senato c'erano nuovi emendamenti, dai nuovi emendamenti sono stati ritirati. Ora sembra, sto parlando sottovoce, che questi emendamenti sono stati ritirati, per cui è stato approvato lo stesso codice della strada della Camera, e questa settimana, e io spero prima proprio della domenica dedicata, tanto per dire, alle vittime della strada, venga approvato questo nuovo codice della strada. Questo nuovo codice della strada sì, non è perfetto, non sto dicendo che sia perfetto, però all'interno c'ha una repressione abbastanza, diciamo, pesante sul cambiamento anche dell'uso dell'auto. Cosa significa cambiamento dell'uso dell'auto?
l'auto, la tecnologia, il telefonino in auto, per cui quello porta alla distrazione, e abbiamo una grandissima percentuale di incidenti che non è dovuti solamente alle alterazioni alcolometriche o di droga o di velocità, ma quello di usare il cellulare in auto. E già questa legge che non ti dice ho una multa di 100, 1000, 2000 euro, bensì vieni beccato in strada con il cellulare, per 8 giorni tu non guidi. Oddio, per me 8 giorni sono veramente pochini, te lo dico proprio senza mezzi termini, trovo un'assurdità 8 giorni, io farei 8 mesi, vorrei vedere quanti adoperebbero ancora il telefonino, perché sì, 8 giorni per me sono molto pochi, visto di cosa stiamo parlando, di morti sulle strade. Cosa ne pensi, Kay? E soprattutto poi vorrei parlare anche di questo lavoro, quanto fatica si fa a trovare lavoro, ecco, quanto bisogna essere attenti, ecco, andare sempre nei siti, cercare, informarsi, ecco, cosa vuoi dire? Prego, Kay. Beh, riguardo il discorso della sicurezza stradale, riguardo il nuovo codice, sono del tuo stesso pensiero che 8 giorni secondo me non servono a molto. A me è successo di fare un incidente a maggio, ad aprile, il 22 aprile, e sono stata 2 mesi senza macchina perché ovviamente non avevo la possibilità di prenderne un'altra, e 2 mesi, già con 2 mesi ho capito insomma che l'utilità della macchina e di stare attenti è stata una svista, perché ho solamente tamponato la macchina davanti, non ero sotto alcol, anche perché io sono quella che guida sempre perché sono l'astemia. Quindi, invece per quanto riguarda il lavoro, sì, in quest'ultimo periodo è davvero difficile trovare posti, ci sono tantissime aziende anche qui attorno alla mia che sono in cassa integrazione, è difficile. Ma secondo te è vero che i giovani non hanno voglia di fare, ecco, lavori anche umili, oppure, ecco, preferiscono andare all'estero perché sono più retribuiti, oppure anche perché fanno una formazione diversa, bisogna aprire anche la mente? Ecco, come vedi questo mondo, ok? Io penso che al giorno d'oggi i ragazzi facciano fatica ad accontentarsi. E quindi puntano ad avere sempre di più, cosa che magari qui nel nostro paese non riescono ad avere i livelli che cercano, e quindi allora si buttano e dicono ok, vado in Germania, vado, non so, ovunque, basta che non sia qui. E secondo me è un po' sbagliato dal mio punto di vista, perché se uno ha voglia di fare, si impegna, ce ne sono di aziende al di là della crisi, comunque ci sono aziende che comunque puntano tanto sui giovani, sulla crescita, e quindi... Senti Kay, però è difficile anche sentire che il giovane ha voglia di fare famiglia. Secondo te è una questione economica, oppure è un giovane un po' troppo viziato, sta bene in famiglia, non gli manca quasi sempre niente, è molto coccolato dai genitori, dai nonni, si riesce a diventare mamme anche a 40 anni, come ha detto una sindaca qui da me, non ci pensavo prima, sono stata egoista perché prima ho pensato a me stessa, poi a 40 anni forse ho capito che avevo bisogno anche di fare un figlio, e io gli ho detto però un po' tardino, dico io, c'era anche un ginecologo che ha detto sì, è un po' tardino. Ecco, c'è questo egoismo, ecco, non rinuncio più a tanto perché si sta bene così, far famiglia vuol dire impegni, vuol dire sacrificio, vuol dire rinunce, o secondo te è solo una questione economica, non trovo casa, stipendi bassi, cosa vuoi dire, Kay? Secondo me, al di là che ci sono comunque delle persone che preferiscono fare festa, per esempio mio papà ha avuto me a 21 anni e quindi ci sono, diciamo, due posizioni: chi decide di fare famiglia, chi preferisce divertirsi e occuparsene più tardi. C'è anche da dire che c'è una grande fetta che riguarda l'economia, che non ti aiuta di sicuro ad andare via di casa, e dopo si lamentano perché a 30 anni la gente è ancora a casa, a 30 anni deve ancora fare un figlio, però i conti parlano e non si riesce a mantenere una casa, non si riesce
Non si riesce a fare quello che si dovrebbe fare. Proprio una settimana fa sono andata in banca per provvedere all'acquisto di una casa, e non eccessivamente grande, nel senso non è che avevo chissà che pretese di un villone, eppure la banca ha detto no, perché questo prendi e questo ti puoi permettere e quella no. E quindi uno fa un attimo i conti e dice ok, meglio che sto a casa, così metto 200 euro in casa e me la cavo. Avete capito come funziona? Un'altra cosa che volevo chiederti, si parla molto di auto elettriche. Io ho avuto anche ospite anche Gigi Pirollo, che invece ha detto che nelle autoscuole si dovrebbe fare più scuola guida e meno motore, perché tanto se la macchina ti lascia in panne non è che alzi il cofano e inizi a vedere se riesci a metterla a posto. Ecco, secondo te l'elettrico come lo vedi, questa macchina elettrica? Prima ha chiamato un signore e ha detto che ha preso fuoco una macchina elettrica ed è morto anche il conducente perché non è riuscito a uscire dalla macchina. Cos'è questa macchina elettrica? Come la vedi? Tu puoi spiegarcela un po', visto che sei un po' più addetta ai lavori di noi? Prego. Beh, allora sicuramente per me, che sono anche navigatrice di rally, odio le auto elettriche, ma solo per chi non c'è divertimento nel guidarle, solo per questo. Invece per quanto riguarda qualcosa di un po' più tecnico, secondo me potresti avere inizialmente un'agevolazione, però poi, e quindi magari meno emissioni e tutto, il problema è quando ci saranno da smaltire tutte le batterie. Il problema viene dopo, non adesso, secondo me. Poi, no. Cioè sarà un problema che adesso non vedi, ma che in futuro si presenterà. Secondo me sì, secondo me sì, poi non lo so, magari sbaglio. No, non è che sbagli, è che fai le riflessioni che si devono fare. Tu hai detto che sei anche pilota di rally, anche un'altra passione. Ecco, questa velocità, ma la velocità va bene in pista, ma non sulle strade. Eppure tutti corrono, tutti hanno fretta, queste macchine che vai a 100-120 all'ora e non ti accorgi di andare a 100-120 all'ora. Ecco, che sembra un Luna Park dentro con tutti sti colori, ste spie che si accendono. Cioè, capite che si fa anche fatica a capire dove qualcuno vuole, ecco, centrare l'obiettivo. È la sicurezza oppure sali in macchina e sei al cinema e ti guardi un bel film per conto tuo? Cosa vuoi dire, Kay? Io appunto correndo con le macchine faccio la navigatrice, sicuramente mi piace l'adrenalina, mi piace la velocità, però per esempio se so che non sono in gara, quindi che la strada è completamente chiusa al traffico normale, io ho paura, specialmente se non sono io che guido, mi fa paura. Spesso mi capita di girare e vedo che c'è veramente tanta imprudenza, sia, come diceva il signore, per il fatto del telefono. Gente, vedi che dalla corsia di dove dovrebbe andare va tutta nell'opposta, dopo vedi che alza la testa, se ne accorge che è nell'altra corsia, rientra e quindi capisci che palesemente stava guardando qualcosa, il telefono. Quindi sì. Ci vorrebbe più scuola guida, diceva anche Gigi Pirollo, perché non sanno usare la frizione e l'acceleratore, cioè sbagliano completamente, e quando lui glielo chiede loro dicono ma ho imparato a scuola guida. Anche qua forse c'è un cambiamento da fare, cosa pensi? Beh, sicuramente più guide. Mi ricordo io quando ho fatto la patente 4 anni fa che sì, sono andata io a fare l'esame di guida. Diciamo che non ero proprio al 100% sicura di me, della macchina, di tutte le manovre, però si ha fretta, ci sono tante persone che devono fare la patente, l'autoscuola è piena, quindi andiamo avanti. Secondo me magari dedicare un attimo più tempo a spiegare che sotto il sedere non hai un gioco, ma hai una cosa che basta una minima cosa che sbagli e poi fare un frontale con una persona, magari uccidere la persona che sta guidando l'altra vettura, sì, non è una cosa da scherzare, insomma. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, faccio un appello ai trattoristi.
per favore non fatemi fare 15 chilometri dietro a voi, perché in Alto Adige i trattori si fermano, lasciano passare le auto e dopo si mettono in marcia. 15 chilometri da Dosson a Roncade, un trattore. Ho fatto ancora questo appello, però mi hanno risposto da voi che è questione di educazione per loro, e non ce l'hanno. 15 chilometri dietro la fila, basta, chiuso. Vi saluto, grazie. Grazie Giusy, hai fatto bene, sono segnalazioni importanti. Quando c'è veramente da far passare le macchine dovrebbero lasciar passare le macchine, mettersi da parte, perché ci sono dei rientri che si possono fare, ma siccome siamo in un paese che c'è il fai da te, ognuno esce la mattina e si fa le proprie regole, tanto qual è il problema? Anche se mi beccano al massimo 8 giorni senza patente, perciò capite che vogliamo anche parlare di questo nuovo codice della strada anche con altre persone oltre che con Andrea Da, perché forse qualcuno ha paura di mettere un codice della strada severo, perché forse questi che dovrebbero mettere corrono un po' troppo, e l'abbiamo già visto in passato. Prego Andrea. Beh, io dico che delle volte bisognerà copiare anche dei codici della strada di altri stati. A Parigi, tanto per dire un esempio, nelle tangenziali di Parigi chi va a 20-30 all'ora viene la cara bella multa, perché si va proprio a intralciare, diciamo, il traffico, per cui bisogna adeguarsi anche ai vari altri codici. Io qui che posso dire? Che c'è tanta paura quando si deve prendere un aereo, soprattutto la prima volta che si va in un aereo, perché l'aereo, tanto per dire, può avere un'emergenza, cadere e morire in aereo. Però se andiamo a vedere quante vittime a livello mondiale abbiamo, diciamo, in aereo rapportate con le vittime che abbiamo nella strada, non capirò mai, diciamo, questa mancanza di paura di essere in un veicolo. Però è anche vero che io ho avuto il ospite diverse volte, il già procuratore a Treviso, Antonio Foiadelli, che lui dice non sono le strade, è la velocità. Ecco, noi non possiamo mettere in sicurezza tutte le strade, ma se tu sai che quella strada è pericolosa per le curve, per il buio, vai piano. È la velocità che mi preoccupa, è quello che mi preoccupa. Tu cosa vuoi dire? È molto molto difficile poter combattere le lobby anche motociclistiche che fanno anche delle moto, tornando proprio sul tema delle due ruote, che nell'arco di 5 secondi la moto va a 100 all'ora, 120, provare, cioè è difficile cambiare questa cultura dell'ebbrezza, dell'adrenalina. Ecco il perché che noi cerchiamo di mettere dei filtri, come negli ultimi anni nelle strade sono state fatte le rotatorie e si è formata quasi una gabbia infrastrutturale dove non c'è la possibilità di avere lunghi tratti da tirar su la potenza dell'auto. Abbiamo avuto negli ultimi 50 anni le cinture di sicurezza, e quelle, credetemi, che hanno salvato tante vite umane. Che non portiamo ancora dietro la macchina, lì è un'altra. Abbiamo Graziano, perché sennò non ce la faccio. Vai Graziano, da Gorgo del Monticano. Graziano? Pronto? Non ce la faccio. Sì, Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, veloce. Sì, pronto, buongiorno. Sì, è 3 volte che Posso lo dici. parlare? Sì. Lo stammi a dire buongiorno un'altra volta. Vai, dimmi qualcosa. Niente, non ce la faccio con Graziano. Allora, ok, ormai siamo in chiusura. Dan parlava dell'adrenalina, ecco, che l'hai nominata anche tu questa parola, purtroppo, però che è molto pericolosa, perché ti fa alzare l'asticella e veramente non riesci a capire che la tua vita è in pericolo. È questa parola morte che forse non spaventa più di tanto a tanti giovani, troppi a mio avviso non hanno più paura di questa parola. Prego, ok. Secondo me molti non hanno paura perché non se ne rendono conto, però quando arrivano al limite lo superano di un po' e per fortuna non succede qualcosa di grave, però magari è quel qualcosa che gli fa mettere un freno e dire ok, se
facevo di più, poteva succedere qualcosa di grosso. E quindi sì. Ma tua sorella, ad esempio, ecco, tu dici quando esci abbiamo sempre paura, ecco, come mai ha scelto anche un mezzo che è diventato molto pericoloso, non per il mezzo in sé, ma per le strade? Quello è il grande problema che abbiamo. Cosa dici, Kay? Ecco, che appello vorresti fare alla politica? Perché qualcuno bisognerà pur che intervenga, ma se mi fanno un codice rosso, cioè che 8 giorni se ti trovo col telefonino, cioè qualcosa non torna a quelli che invece si battono per la sicurezza e magari hanno perso i figli. Cosa dici, Kay? Sicuramente di dedicare più tempo anche nelle scuole alla sicurezza. Io mi ricordo alle superiori ho fatto una giornata sulla sicurezza, però magari dedicare ancora più tempo e spiegare di più i rischi che ci sono in strada. E tu, Andrea, cosa vuoi dire? Ecco, questa sicurezza che si fa fatica ad arrivare a un dunque veramente serio, perché veramente qui noi veniamo mica fuori. Adesso sentiremo, quando succederà che sapremo qualcosa di definitivo su questo nuovo codice della strada? Dovrebbe essere il 14, dovrebbe. Cioè dopodomani? Sì, dovrebbe essere questo giovedì, cioè entro venerdì o sabato dovremmo avere in qualche modo. Io oggi volevo spingere, pressare, portare una certa pressione nei confronti delle istituzioni locali. Io so che i vari sindaci hanno tantissimi impegni, ma poi quando ci si prende un impegno bisogna portarlo fino a termine. Ben ricordate che ho fatto quell'evento il 27 di settembre nella città di Treviso, e mi era stato anzi proposto che tutto il consiglio comunale della città di Treviso portavano una mozione per poi quella mozione portarla a Bruxelles per l'obbligo dell'airbag. Ho avuto proprio un messaggio 2 giorni fa chiedendo all'ufficio gabinetto, diciamo, del sindaco, e mi è stato risposto: non l'hanno ancora trattata, temo ci sia un'agenda fittissima e ogni volta ci sono urgenze. Ecco, cercherò di inserire, però quante urgenze ha un comune, e secondo me questo va a dimenticarsi per quanto riguarda la prima causa di morte dei giovani. Allora, Kay, come ci vuoi lasciare? Cosa vuoi dire che non hai detto? Perché hai avuto piacere di venire in trasmissione? Prego, Kay. Niente, io dico che ognuno può inseguire i propri sogni, se vuole la moto, vuole la macchina potente, però che abbia la testa attaccata al collo e che sia consapevole che non c'è solo lui / lei in strada. Se ha voglia di fare qualcosa di un po' più adrenalinico, sicuramente in una pista o in qualcosa dove ci sono tutte le sicurezze del caso, e in caso di un incidente o qualcosa ci sono le persone, tutti gli addetti pronti, e sicuramente è più sicuro rispetto a una strada dove ci sono migliaia di altre persone in circolo. Ma noi passiamo sempre il cerino alla scuola, all'istituzione, ma anche la famiglia deve fare la sua parte, anche questi genitori devono capire che devono anche loro insegnare e seguire questo ragazzo come si comporta nella strada, perché delle volte vedo delle cose veramente assurde, dei motorini truccati completamente. Non dirmi che non sai che il motorino è truccato e che diventa un problema. Cosa vuoi dire, Kay? Anche questo, vedo tanti genitori che lasciano i figli proprio così allo stato brado: ok, fai il patentino, ti prendo lo scooter, fai quello che vuoi, basta che stai zitto, cosa che non è così. Bisognerebbe spiegare a che cosa si va incontro dopo. Allora guardiamo anche la locandina, rivediamo di Resana, venerdì sera ci sarà questo incontro per la sicurezza stradale dove parteciperà anche il nostro Andrea Dan. Soprattutto andate in molti, firmate, ci saranno anche il presidente dei Vespisti che ci ha aiutato di Resana, che raccoglierà le firme assieme ad Andrea Dan e al sindaco, perché quando si parla di sicurezza parliamo di sicurezza per tutti, perciò chiunque, quando ci sono queste raccolte, bisogna partecipare e firmare. Detto questo, grazie ai miei ospiti, grazie veramente. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Linguine al salmone. La linguina è una pasta lunga come gli spaghetti ma schiacciata.
È un tipo di pasta che lega benissimo con una enorme varietà di salse e, per la sua tenuta alla cottura, per i piatti saltati in padella. Ingredienti per 4 persone: 400 g di salmone fresco, 320 g di linguine, 50 g di mollica di pane, 4 filetti di acciughe, un limone, un mazzetto di prezzemolo, 3 spicchi d'aglio, un peperoncino piccante, olio extravergine di oliva e sale. Spremete uno spicchio d'aglio, mettetelo in una ciotola con un po' di sale e aggiungete il succo di mezzo limone e la sua buccia grattugiata. Spezzettate le acciughe e aggiungetele alla marinata. Insaporite con mezzo peperoncino tritato. Versate la marinata sul salmone tagliato a tocchetti e lasciate marinare per 20 minuti. Sbucciate e affettate uno spicchio d'aglio, fatelo rosolare in un tegame con 4 cucchiai di olio, unitevi il salmone scolato dalla marinata e cuocetelo a fuoco vivo per 2 minuti. Sbucciate il restante spicchio d'aglio, fatelo rosolare in un tegame con 4 cucchiai di olio, poi eliminatelo. Unite la mollica di pane sbriciolata e fate rosolare. Spegnete il fuoco e unite il succo di limone rimasto e un poco di sale e pepe. Cuocete le linguine in abbondante acqua salata. Scolate la pasta e conditela subito con il salmone, il prezzemolo tritato assieme al peperoncino rimasto e la mollica di pane fritta. Mescolate e servite subito. Buon appetito!